Ringraziamo il Comune di Padova che ci ha aiutato in modo importante nell'organizzazione dell'evento e siamo tutti coinvolti in questa sfida importante del PNRR che ormai ci vede da alcuni mesi protagonisti, ormai da maggio dell'anno scorso, e impegnati non solo a rispondere alle call nazionali ma anche poi adesso a metterle a terra. Quindi oggi l'obiettivo di questo incontro promosso dalla direzione del sito agenda digitale assieme alle autorità urbane, ai SAD, ai comuni capoluogo, alla rete dei RTD, assieme al Dipartimento per la trasformazione digitale e a PagoPA è proprio quello di fare il punto e prepararci a quello che verrà. Sicuramente la prima fase ha dato dei risultati ottimi, ma non vogliamo accontentarci di quello che abbiamo ottenuto, vogliamo ancora raggiungere risultati più importanti. Quindi grazie a tutti, siamo in presenza ma anche collegati online, abbiamo numerosi colleghi che ci seguono online, quindi lascerei la parola per i saluti e il benvenuto all'assessore Margherita Cera, assessore all'agenda digitale, servizi informatici e telematici del Comune di Padova e del personale, perché ho scoperto che è anche assessore personale, quindi ha questa leva importantissima dello sviluppo delle competenze digitali e non solo nell'ambito del Comune di Padova, per i saluti. Grazie dell'ospitalità. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio anzitutto Regione Veneto e l'ICT di Agenda Digitale per la regia di questo incontro. Ringrazio PagoPA, ANCI Veneto e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo momento di confronto e di riflessione rispetto a questa sfida importantissima che ci troviamo ad affrontare, che è quella della transizione digitale. Abbiamo in questo momento la possibilità di trasformare la pubblica amministrazione, più che la possibilità, probabilmente il dovere di accompagnare la pubblica amministrazione in questa trasformazione grazie agli strumenti anche economici che in questo momento sono messi a disposizione. Penso che alcuni passaggi importanti siano già in parte anche stati fatti, come è stato ricordato, e mi riferisco anche ad esempio a tutte le azioni legate alla precedente programmazione del PORFESR. Sono particolarmente contenta che Padova ospiti oggi questo incontro perché è stata effettivamente capofila di alcuni progetti importanti per l'area urbana come quello di Maideta, che è sicuramente un progetto, lo ricordavamo prima, che pone le basi per un futuro più ampio sull'analisi del dato e sulla possibilità di usare i dati come strumento per prendere delle decisioni anche a livello politico. Oggi ci troviamo con il PNRR, ieri si è svolta, la Regione Veneto ha organizzato questo incontro tra i sindaci e gli assessori dei comuni capoluogo per lanciare questa nuova idea, quella della consulta dell'innovazione, che è effettivamente un'idea innovativa, nel senso che se la transizione digitale fino ad oggi è stata soprattutto appannaggio dei tecnici, e per certi versi ovviamente è giusto così ed è giusto che resti così, dall'altra parte un'attenzione sempre di più politica per creare strategia. Per capire come supportare anche i comuni più piccoli, perché è evidentemente dovere di quelli più grandi coordinare, supportare il lavoro di quelli più piccoli, e anche qui capire come fare è già di per sé una sfida, e ancora capire come superare il problema della difficoltà di trovare anche il personale tecnico che possa aiutare questa transizione digitale per evitare che i piccoli comuni diventino in qualche modo appannaggio del mercato privato e con tutti i problemi che ne conseguono, evidentemente anche di indipendenza, di continuità nell'operatività poi del comune. Vi ringrazio quindi per questo incontro, vi auguro assolutamente una buona giornata di lavori e dal punto di vista politico mi piace ricordare un passaggio della storia. Quando si parla di tecnologie molto spesso non ci ricordiamo che la prima tecnologia in qualche modo che è stata data all'uomo è quella, il fuoco. E io ricordo sempre che Prometeo, che cosa vuol dire? Mi sento di dirlo oggi perché dobbiamo parlare di coordinamento, di strategia, di una visione del futuro. Nell'etimologia è colui che riflette prima.
Quindi la tecnologia è data all'uomo perché l'uomo possa immaginarsi dove arrivare con quella tecnologia, ed è questa la sfida che abbiamo oggi, cercare di capire dove arrivare con la transizione digitale, come farlo e come farlo senza lasciare indietro nessuno. Grazie e buon lavoro a tutti. Come vuole, se vuole stare qui così sente anche l'intervento del dottor Borgo. Siamo flessibili e ci adattiamo, quindi lascerei la parola, dopo questo bel intervento dell'assessore Margherita Cera, a Idelfo Borgo, responsabile RTD della Regione Veneto e coordinatore degli RTD regionali. A che punto siamo e cosa ci attende nel prossimo futuro? Beh, allora, cosa ci attende nel prossimo futuro? Adesso cercheremo un po' anche di capirlo un po' tutti assieme, perché oggi è una giornata un po' di confronto tra i responsabili della transizione digitale e il ruolo che vorremmo che avessero, e anche legato al fatto che siamo in un momento in cui dobbiamo anche oggi anche capire anche qual è la situazione, lo stato di avanzamento anche del PNRR, che è un momento molto importante in questo momento qua. Difatti l'idea di far sì che non sia una responsabilità, un ruolo in seno a pochi, proprio l'idea di coinvolgere, quello ruolo anche nostro come regione, coinvolgere anche ad alto livello la partecipazione a questi incontri, infatti che ci vede anche grazie oggi alla partecipazione di Marco Rimoldi come area manager del Dipartimento della Trasformazione Digitale, e anche che ringrazio, e anche Gloriana Cimino che di area manager direttore vendite di PagoPA, perdonami, che proprio per portare e capire anche assieme a loro qual è lo stato di avanzamento e quali sono le aspettative che si vedono da un territorio, perché è fondamentale questo, che il PNRR avanzerà solamente grazie anche all'avanzamento e alla crescita del territorio, è un'opportunità soprattutto di crescita del territorio, e noi come Regione Veneto abbiamo lavorato molto in questi anni per far sì che il territorio debba crescere, grazie forse al fatto, come lo ripete sempre anche il nostro assessore, che siamo una realtà un po' diversa dalle altre regioni, non abbiamo una società in house, e questo da un lato ci ha costretto, ma dall'altro è anche un'opportunità per far sì che il territorio possa crescere, soprattutto perché possa esprimere in maniera anche selezionate, anche specifiche per ogni tipologia di territorio, anche l'azione corretta per raggiungere gli obiettivi che devono essere assolutamente condivisi tra tutti, perché poi, lo diceva anche l'assessore prima, non possiamo lasciare indietro nessuno, c'è un rischio che ci possano essere, si parla di Italie a più velocità e spesso la nostra preoccupazione è che non ci siano il Veneto a diverse velocità. L'obiettivo è quello di far crescere città che hanno capacità, come il comune di Padova, di crescere, trasformarsi digitalmente, ma anche di piccole realtà del Veneto, esempio, lo dico sempre perché poi nella mia provincia di Vicenza, il comune più piccolo della nostra regione, che è il comune di Laghi, che ha 100.000 di abitanti, ma le problematiche, le esigenze che ha il singolo sono le stesse anche di un cittadino che vive con diverse sfaccettature anche in una città come Padova. L'importante è non lasciare indietro nessuno. E queste sono un po' le azioni che abbiamo fatto in questi anni, di far crescere il territorio creando appunto delle reti. L'assessore prima parlava del lancio della consulta per l'innovazione, tecnicamente abbiamo cercato anche di far crescere il territorio grazie anche al fatto che nella precedente programmazione europea, parliamo precedente, in realtà sta finendo adesso, quindi è ancora attuale l'attuale programmazione, abbiamo fatto crescere il territorio creando appunto i SAD, i soggetti perché possono aggregare nel territorio a livello provinciale, di creare questa aggregazione tra i piccoli e i grandi comuni, ma soprattutto anche grazie alla collaborazione anche con le autorità urbane che incontreremo anche oggi, e per far sì cosa? Per far sì che il territorio possa aggregarsi, possa soprattutto condividere idee, obiettivi e anche soluzioni, per cercare di standardizzare, aiutare a crescere i piccoli, ma anche creare, far sì che effettivamente i soldi vengano non solamente spesi, ma siano un investimento fondamentalmente. Devo dire che abbiamo avuto anche in questi anni anche una grossa collaborazione, grazie soprattutto in questi mesi qua nell'ambito del PNRR, anche con la stazione unica appaltante anche della provincia di Treviso, ma anche una grossa collaborazione con ANCI che ci ha aiutato a raggiungere tutti nel territorio, perché poi dobbiamo raggiungere alla fine. E dico anche che anche recentemente anche con ANCI, anche l'impegno stesso c'è stato anche nei mesi verso la fine mi sembra novembre o dicembre dello scorso anno, c'è stato appunto anche un lancio anche del presidente di ANCI Veneto, che ha un tavolo di partenariato in cui era presente tutti i presidenti delle province,
come presidente di ANCI e anche il nostro assessore, quindi come regione, proprio l'idea di lanciare un modello di aggregazione del territorio appunto per far sì di raggiungere gli obiettivi sul PNRR, cercando soprattutto di far sì che i grandi, i capoluoghi possano aiutare i piccoli a raggiungere gli obiettivi, perché bellissimo adesso abbiamo partecipato quasi tutti i comuni del Veneto nel PNRR, però adesso dobbiamo mettere a terra adesso quello che abbiamo detto che faremo, e questa è la vera sfida effettivamente, e possiamo farla solamente insieme. La Regione Veneto ci ha messo anche, proprio con una delibera di fine anno, a dicembre, ha messo un primo impegno economico nei confronti di ANCI proprio per finanziare e cominciare a creare questa comunità di specialisti che possono aiutare a crescere il territorio appunto attraverso appunto i soldi del PNRR. Queste un po' le azioni che stiamo facendo, abbiamo fatto e continueremo a fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni soprattutto. Oggi in realtà ci vediamo qua anche per una cosa anche ben specifica. È una consulta che oggi stiamo facendo appunto dei responsabili della transizione digitale. A me piacerebbe cambiare un po' il significato di quella TILI, non far sì che sia una transizione ma che sia una trasformazione digitale, quindi chiamarci proprio responsabili della trasformazione digitale, perché è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento qua. Dobbiamo trasformarci non solamente nella tecnologia, ma anche trasformarci nella gestione, nei processi, fare quello che viene chiamato in gergo tecnico quel change management necessario per far sì che poi i servizi che raggiungono il cittadino siano effettivamente utilizzabili. È un ruolo che in questo momento qua di responsabile della trasformazione digitale è un ruolo complesso, perché poi se andiamo un po' a vedere un po' quali sono i compiti che sono stati dettati un po' dal CAD, del responsabile della trasformazione digitale, forse è un compito che quando si legge si fa un po' più paura, più che darsi un po' la sicurezza di un ruolo che potremmo esercitare, no? O che dovremmo esercitare. Non vorrei soffermarmi su questi ruoli, quanto bensì mi piacerebbe un po' cercare anche di parlare e confrontarsi soprattutto oggi proprio nell'ambito di quello che cosa potremmo fare per creare questo modello di governance nel digitale. Noi come Regione Veneto, intesa non come ente ma proprio come regione nel suo complesso, abbiamo una grande opportunità in questo momento qua, che è quello del fatto, appunto lo dicevo prima, la Regione Veneto non è una società in auge per cui cresce solo se cresce il territorio, ed è fondamentale quindi che ciascuno di noi possa crescere e possa esercitare anche un ruolo che ovviamente non deve essere solamente un ruolo che è stato dato da un CAD, che rischia di diventare un ruolo tecnico, ma un ruolo che deve essere conosciuto a tutti i livelli, anche a livello politico. Fa piacere che l'assessore, anche oggi che avevo a Padova, l'ho scoperto anche oggi, che oltre alla responsabilità e competenza della trasformazione digitale c'è anche quella del personale, perché è un elemento fondamentale questo. Cioè le competenze e le persone forse sono il nostro capitale principale che abbiamo e che fatichiamo a tenerci. E questo è un aspetto fondamentale, soprattutto che un ruolo del responsabile della transizione digitale deve essere dato effettivamente a chi ne ha le competenze, perché se vogliamo che ci sia trasformazione lo deve farlo quasi a tempo pieno questo, ahimè, e non a tempo perso come succede in questo momento qua. Quindi l'idea un po' di far sì che il responsabile della transizione digitale, trasformazione digitale, ormai me lo devo memorizzare in testa, deve gestire la governance e questo è un elemento fondamentale. È un elemento fondamentale che vorremmo portare avanti assieme, vorremmo far sì che non sia un ruolo del singolo, ma sia un ruolo fatto proprio con una rete che vorremmo costruire. È una rete che abbiamo cominciato a ufficializzare mesi fa, è una rete che ovviamente dobbiamo dargli un po' la forza fondamentale. Noi l'abbiamo fatto appunto con un obiettivo anche specifico che possa anche poi unirsi a quella che è la nostra strategia di governance che abbiamo portato avanti in questi anni, nel quale ovviamente il centro un po' di questa governance della strategia digitale è legato proprio al comitato guida delle pubbliche amministrazioni che noi abbiamo fatto. Comitato guida che si divide diciamo, in due aree fondamentali. Il comitato guida dei SAD e dei soggetti attuatori del digitale, diciamo, nato appunto con la precedente programmazione europea che abbiamo finanziato che appunto ha visto la nascita di 7 SAD, uno per ogni provincia, assieme affiancato anche al comitato guida anche delle autorità urbane, in cui ci troveremo oggi, no? Come i due elementi fondamentali di aggregazione di un territorio per la trasformazione digitale. Insieme a questi
quello che abbiamo ufficializzato è stato poi il comitato guida di responsabili della transizione digitale come proprio elemento specifico per coordinare le azioni assieme ai 2 comitati guida, insieme anche alla Regione, per far sì che poi queste azioni non diventano le azioni di singola, ma diventano un'unica azione della Regione. Questo è un elemento fondamentale perché poi l'abbiamo visto anche soprattutto anche con le autorità urbane, devo dire, che ha visto un grosso lavoro delle autorità urbane assieme anche a noi, nel quale si è presentato nell'ambito di questa chiusura della programmazione europea un unico progetto per tutte le autorità urbane. È stato un grande lavoro di coordinamento che è stato, lo potete dire anche voi che siete autorità urbane, guardo Alberto in questo momento qua, che è stato un grosso lavoro di coordinamento, è stato un grosso lavoro che però ha portato anche al risultato proprio lo sviluppo di quelle che sono quelle piattaforme che permetteranno sicuramente nel futuro di essere anche, poter non solamente utilizzate dalle autorità urbane, ma anche di quei piccoli comuni che in questo momento qua non hanno partecipato né magari a livello di SAD né a livello di autorità urbane, ma che li vedi partecipano un po' a quelle aggregazioni, a quella consulta dei piccoli comuni che stanno nascendo, quei piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti nella Regione del Veneto, che ahimè sono quasi 200 comuni, quindi non sono una realtà piccolissima, sono una realtà grande e complessa sicuramente. Ecco, mi soffermo un attimo appunto sul ruolo, diciamo, anche di responsabile della transizione digitale, che è quello l'oggetto di discussione che vedrà appunto anche stamattina, perché all'interno di quello che è l'organizzazione del SAD, quel che è un po' il soggetto attuatore di questa trasformazione che noi abbiamo visto nascere negli anni successivi, negli anni precedenti, scusate, il ruolo che dovranno avere i responsabili della transizione digitale noi lo vediamo proprio centrale, proprio perché essendo che da un lato sono un po' l'orecchio del territorio, perché ricordo che il CAD prevede che ogni... non vedete? Non vedi tu. Il ruolo del CAD prevede che ogni pubblica amministrazione debba avere un responsabile della transizione digitale. In questo momento qua sono anche proprio il nostro orecchio, il nostro termometro di quello che sta succedendo nel territorio. Quindi l'idea che il responsabile della transizione digitale all'interno di quello che è il coordinamento del SAD sia proprio un elemento fondamentale proprio per far crescere questa aggregazione nel territorio. Poi mi rendo conto anche una cosa fondamentalmente, il fatto che tutte le pubbliche amministrazioni hanno sì nominato un responsabile della transizione digitale, ma in questo momento qua la domanda che sorge sempre è: sta facendo il responsabile della trasformazione digitale oppure è stata fatta una nomina solamente perché qualcuno gli ha detto che deve farlo, è un'incombenza da fare? Questa è la grossa realtà che ci scontriamo oggi. Molto spesso il responsabile della trasformazione digitale è stato nominato ma non ne ha forse le competenze per poterlo fare, ma perché non per problema di se stesso, ma per il problema che effettivamente è stato nominato perché si è dovuto farlo. Quindi l'idea a questo punto anche che mi piacerebbe lanciarlo qua proprio come discussione proprio della giornata anche di oggi è: perché non cominciare a pensare che i responsabili della trasformazione digitale possono essere fatti in una modalità aggregata? Possono essere fatti in modalità aggregata, ma diventi un professionista, non che diventi un ruolo che gli è stato affidato, un professionista che lo possa esercitare effettivamente in maniera anche coordinando anche tutte le attività del territorio, anche per i piccoli comuni che non avrebbero mai la possibilità di nominare qualcuno e tantomeno che ne abbia le competenze. E quindi creare appunto questa realtà di responsabili della trasformazione digitale in modo associato come elemento forse di veramente grossa trasformazione di un territorio che necessita proprio di questa, perdonate la ripetizione, questa trasformazione digitale. È una domanda che sto facendo, è una domanda, una provocazione che sto facendo proprio nell'idea che deve essere un professionista, un ruolo di professione, non certamente un'incombenza che deve essere fatta. Soprattutto perché poi, se è un'incombenza, a questo punto verrebbe a dire in modo provocatorio: andiamoci a leggere gli 11 commi che abbiamo visto precedentemente, quali sono le responsabilità del responsabile della trasformazione digitale. E dopo forse magari qualcuno che si assume un ruolo del genere magari dice: ma forse conviene che questo ruolo ce l'abbia effettivamente chi ne ha le competenze per poterlo fare. Questo è un qualcosa che mi piacerebbe appunto lanciarlo oggi come tema di discussione,
proprio perché se vogliamo che effettivamente il responsabile della trasformazione digitale sia un ruolo all'interno di questo modello di aggregazione che noi stiamo lanciando, è un qualcosa che fondamentalmente dobbiamo cercare di affidarlo a un professionista che ne abbia le competenze per farlo. E su questo poi chiaramente anche poter anche far crescere questi professionisti sarà la nostra sfida del futuro, perché è un tema sulle competenze digitali che tra l'altro poi sul PNRR sarà uno dei primi punti che ci darà come Regione anche di lanciarlo proprio nello sviluppo delle competenze e più rivolto verso i cittadini, ma le competenze però per le pubbliche amministrazioni fondamentali, perché poi lo continuiamo sempre a dire, poi se noi andiamo a guardare anche gli indici del DESI, no? Ci vede sempre ultimi come capacità di utilizzo di servizi digitali, siamo forse il 25esimo su una graduatoria di 27 come sistema Italia, il Veneto forse ci piazziamo un po' meglio, ma tutto sommato neanche più di tanto. Ma se poi andiamo a vedere nell'elenco di servizi digitali che sono stati messi a disposizione dei cittadini, in realtà siamo quasi sopra la media. E perché non vengono utilizzati i servizi? Perché da un lato non abbiamo le competenze per utilizzarli, dall'altro però forse perché non abbiamo neanche tanto le competenze per svilupparli in maniera tale che siano anche utilizzabili. Ecco quindi il ruolo del responsabile della transizione digitale, che deve essere quello che, oltre ad avere le competenze, ha anche il presidio sul fatto che tutto quello che noi faremo sia effettivamente utilizzabile ai nostri cittadini e sia effettivamente quello di cui il cittadino ne ha bisogno, e non che sia solamente un'esigenza di trasformazione del back office che faremo grazie alle risorse PNRR, ma in realtà poi noi avremo raggiunto il cittadino proprio nel suo servizio che in questo momento quali necessita. Ecco, penso di aver già raggiunto il tempo che avevo a disposizione, non vorrei togliere appunto lo scenario a chi invece i nostri illustri ospiti che poi ci racconteranno la loro visione dello stato di avanzamento anche del PNRR in questo momento, che ci aiuteranno anche a capire anche poi come ci vedo dall'alto della loro autorità, diciamo. Quindi vi ringrazio a tutti per la partecipazione, vicini e lontani anche dall'altra parte, e lascio la parola ai nostri ospiti. Grazie ancora. Allora, chiedo un piccolo cambio di protagonisti, quindi a Marco Rimoldi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, a Gloriana Cimino, ognuno col suo coso, così cartoncino, siete autogestiti. E mi permetto, mentre vi accomodate, di provare anche mi sembra che i due interventi che ci hanno preceduto da una parte l'intervento dell'assessore del Comune di Paola, sottolineato come forse è arrivato il momento di pensare che il digitale possa veramente farci sognare un mondo diverso. Questo mi sembra un messaggio importante che ci ha dato. Pensare che il digitale sia uno strumento e non sia il fine, e quindi che il digitale sia una vera leva di cambiamento delle nostre organizzazioni, del nostro modo di lavorare, di vivere, di vivere il territorio, di renderlo più sostenibile. Quindi veramente dobbiamo avere il coraggio anche di sognare, però quando ci imbarchiamo in questa avventura di sognare qualcosa di nuovo, l'intervento di Delfo ci ha fatto capire un passaggio importantissimo: non si può fare da soli, dobbiamo farlo assieme. Quindi il modello di governance che faticosamente abbiamo costruito in questi anni risponde a questa esigenza. Quando il sogno è una sfida, la sfida si coglie tutti assieme. È ovvio che stare sulla stessa barca è faticoso, perché ogni tanto arriviamo a destra, ogni tanto arriviamo a sinistra, se ci sono i venti, però quest'idea di stare assieme è stato il vero sforzo che in questi anni abbiamo portato a casa in questa regione. In questo percorso, ovviamente, di stare assieme, se guardiamo la norma e rispettiamo una dimensione di adempimento, l'RTD è troppo poco. Dobbiamo pensare, come ha detto correttamente il nostro direttore, a una figura più anche imprenditoriale, nel senso che intraprende cose nuove, magari che sappia anche aggregarsi, che vada oltre a una mera dimensione quindi di risposta al CAD. In questo scenario, devo dire, e qua ribadisco le parole che ha detto di Delfo, siamo molto contenti di questa collaborazione estremamente proficua che abbiamo con il governo, con le autorità centrali. La settimana scorsa, assieme al nostro assessore, al dottor Borgo, al nostro direttore d'area, siamo stati a incontrare il nuovo sottosegretario e noi abbiamo ribadito che i rapporti col Dipartimento, col team locale, con Pago PA sono ottimi, e essere in questa sintonia ci ha permesso di portare a casa tanti risultati, ma altri ne vogliamo portare a casa. Quindi lascio la parola veramente con soddisfazione prima di tutti a Marco Rimoldi, area manager del Nord-Est, che ormai è più famoso di tutti, perché nei comuni è sicuramente più famoso di Chiara Ferragni. E Marco, come siamo? Ho preparato un monologo anch'io oggi, ok? Basta che non cambi vestito, va bene. Va bene.
Allora, ringrazio innanzitutto ovviamente Regione Veneto, ANCI per questa occasione e anche ovviamente il Comune di Padova che ci ospita. È un'occasione per noi importante non solo per avviare la vera transizione, no? Come poi abbiamo detto, come ha detto prima il direttore molto bene, ma anche per fortuna per iniziare anche a incontrarsi fisicamente, no? Siamo stati abituati nell'ultimo periodo a tanti incontri virtuali, la maggior parte di voi, e credo che oggi sia anche occasione insomma di vedersi, di iniziare anche un rapporto, visto che lavoreremo insieme fino sicuramente alla fine del 2026, quindi abbiamo quasi 3 anni davanti di un percorso complicato. Allora, io ho portato semplicemente in questi 15 minuti un po' di introduzione, visto che poi abbiamo una tavola rotonda, quindi volevo un po' partire dai numeri che rappresentano la regione del Veneto in cui oggi noi siamo, no? Noi abbiamo appunto 561 comuni su 563, quindi la praticamente totalità dei comuni che si sono candidati ad almeno uno degli avvisi di PNRR, missione 1, componente 1, quindi trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Sono state oltre 2700 le candidature, quindi vuol dire che mediamente ogni comune ha fatto quasi 5 candidature e parliamo, lo vedevamo un po' anche nei giorni scorsi, di oltre 150 milioni di investimento che ad oggi sono pronti per essere utilizzati per fare la trasformazione digitale, quindi parliamo grazie al PNRR insomma di importi e cifre sicuramente importanti. Se guardiamo un po' una fotografia, qua ho sintetizzato quelle che sono ad oggi sostanzialmente gli avvisi che sono ancora aperti, no? Sapete quello del cloud chiude domani per quanto riguarda il mondo dei comuni, guardando ancora quelli aperti vediamo come i risultati complessivamente della regione sono sicuramente molto molto elevati sulla maggior parte degli avvisi, identità digitale, APIO, abbiamo ancora, credo, lì ho messo la lente di ingrandimento, ancora opportunità e spazio, non solo perché gli avvisi non chiudono immediatamente, di lavorare insieme con PagoPA, che oggi anche abbiamo la fortuna di avere qua, perché sia il numero di candidature che oggi abbiamo a livello di comuni sul territorio del Veneto è chiaramente sotto quello a cui vorremmo fare, sia come sappiamo il numero di servizi medi che vogliamo raggiungere, che è uno dei target che il PNRR ha e che ci chiede di fare come milestone nei prossimi anni, è quello di arrivare a 50 servizi medi per comune, per ente. Poi chiaramente i comuni piccoli, i comuni grandi cambiano, ma il numero medio, tenendo conto, poi ci farà vedere Gloriana, che oggi siamo avanti, ma ancora abbiamo necessità sicuramente anche su quel fronte di salire. Piattaforma dati, abbiamo rilanciato insieme a Regione Veneto e ANCI l'avviso, nelle ultime settimane sono cresciute in modo importante le adesioni, sappiamo che non basta aderire, sappiamo che abbiamo un percorso anche ovviamente di trovare gli use case necessari però già oggi siamo arrivati al 50%. Conoscete il nostro team, sapete un po' la nostra storia, noi abbiamo creato a partire sostanzialmente da luglio ad agosto, quindi in pochi mesi, all'interno del Dipartimento per la trasformazione digitale dei team territoriali, team che si sono andati con un veloce percorso perché sono state inserite oltre 200 persone a livello Italia in pochi mesi e quindi un team che ovviamente è giovane, che sta compattando, che si sta formando, ma che oggi per quanto riguarda questa regione rappresenta già 14 persone che sono presenti tra account manager, quindi che hanno più la relazione costante con gli enti. Oggi parliamo di comuni, ma seguiamo anche scuole e inizieremo a seguire anche il mondo della sanità per gli avvisi in uscita sulla migrazione al cloud e poi abbiamo figure un po' più tecniche. Qua con noi oggi abbiamo quasi la totalità, alcuni colleghi sono stati bloccati stamattina presto dalla neve tra Bologna e la Romagna, però abbiamo quasi la totalità qua delle persone con noi, quindi anche questa occasione per vederle e per incontrarle. Le fasi le abbiamo viste insieme, noi siamo partiti all'inizio con i primi avvisi usciti ad aprile, quindi abbiamo fatto anche una corsa, c'è da dire, perché i tempi del PNR erano molto stretti, sono molto stretti per le adesioni e quindi grande informativa, grande push per le adesioni e per iniziare a portarsi avanti. Adesso entriamo nella fase più importante e delicata, che ovviamente è quella dal dire al fare, cioè una volta fatta l'adesione, una volta ottenuto il finanziamento, il percorso che abbiamo insieme davanti è quello di riuscire a deliberare nei tempi previsti al cronoprogramma gli obiettivi che partono dalla scelta dei fornitori, dalla lavorazione, per arrivare poi alla fase finale che è quella della dichiarazione del completamento del progetto.
Sapete bene che ci sono all'interno di tutti gli avvisi 2 macro milestone per quanto riguarda il cronoprogramma, cioè una volta ottenuto il decreto di finanziamento partono i primi mesi, che sono quelli per la scelta del fornitore. Sotto c'è la tabella perché dipendono dal singolo avviso, quindi vanno da 6 mesi a 9 mesi, in taluni casi anche a 12, e quindi nell'esempio che porto prima, finanziamento 1° agosto, 9 mesi per scegliere il fornitore, arriviamo al 1° maggio 2023, e poi ad esempio ulteriori 12 mesi per completare il progetto. Quindi il percorso è abbastanza lungo, ma soprattutto in alcuni avvisi ovviamente sappiamo che le tempistiche necessarie per fare la vera trasformazione digitale sono lunghe, e quindi questo è sicuramente un percorso che ci avvia oggi in un affiancamento diverso che vogliamo fare con voi, e anche grazie appunto agli RTD, soprattutto di capoluogo e province, quello di riuscire insieme a trasformare in modo concreto sia per i comuni sia per i cittadini quello che sono poi i finanziamenti ottenuti. Una volta fatta l'esecuzione dei lavori, poi entriamo, credo che oggi sarà un argomento che tratteremo un po', in quello che è sicuramente la fase poi finale, perché sapete che i finanziamenti del PNRR, contrariamente a avvisi che riguardano altre iniziative sempre a comunità europea, avvengono, come abbiamo sempre detto, lump sum, cioè forfettario, cioè raggiungimento dell'obiettivo. Quindi non c'è una rendicontazione puntuale, ma quello che viene misurato o verrà misurato è che quanto dichiarato sia stato fatto nei tempi previsti. Una volta fatto questo, poi scatta la richiesta di erogazione e avviene quella che è l'erogazione. E quindi entriamo in quello che nel gergo, nel tecnico, si chiama l'asseverazione, cioè che è l'ultima parte finale quando un ente ha dichiarato: io ho completato tutto il mio progetto nei tempi del cronoprogramma, a questo punto, nel nostro caso Dipartimento per la Trasformazione Digitale, fai le verifiche tecniche e le verifiche amministrative, perché poi ti chiederò quello che è il finanziamento. Il processo di asseverazione viene gestito sempre dai team territoriali, verrà gestito dai team territoriali, chiaramente su alcuni avvisi molte cose saranno più automatiche, SPID, CIE e in parte anche PagoPA, su altri ci saranno anche attività molto più manuali, ma anche qua per conoscenza comune, come forse avete saputo in taluni casi, abbiamo deciso di fare un processo di rotazione, quindi l'asseverazione non verrà fatta dalle stesse persone che oggi seguono il Nord-Est o nello specifico il Veneto, perché c'è una logica di principio ovviamente di rotazione, quindi noi andremo a fare l'asseverazione di un altro territorio, nello specifico Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, qua nel Nord-Est e nel Veneto verranno i colleghi della Lombardia, e così a rotazione. Quindi questo permetterà ovviamente poi un processo anche di gestione di questo percorso. In estrema sintesi, come funziona l'asseverazione? Quindi quando l'ente ha dichiarato il completamento dell'attività inizia la prima fase, che è quella delle verifiche tecniche. Le verifiche tecniche in modo molto schematizzato possono portare a 3 casi: esito positivo, quindi tutto quello che ho verificato sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista contrattuale, faccio l'esempio dell'avviso cloud dove ovviamente i contratti o le determine devono contenere alcune informazioni di riferimento, positivo, quindi a quel punto l'asseverazione tecnica va avanti, l'ente poi dichiara la richiesta di erogazione, ci sono le ultime verifiche amministrative per poi arrivare all'erogazione finale. Ci può essere anche un caso di parzialmente positivo, quindi nel percorso ho trovato le cose positive, ma ad esempio nel citato contratto mancano alcune cose, quindi non viene rigettata ovviamente la verifica del processo di asseverazione, ma viene parcheggiata e vengono richieste all'ente una serie di informazioni aggiuntive. È importante ricordarsi che questo ovviamente deve avvenire all'interno del cronoprogramma, quindi nel momento in cui il mio cronoprogramma totale scade fra 6 mesi, ovviamente riuscire ad arrivare un po' prima alla conclusione del progetto lascia il tempo di verificare ed eventualmente, se mai necessario, modificare. Arrivare all'ultimo chiaramente rende la situazione un po' più complicata. Ci sono e ci saranno, ma speriamo in numero più basso possibile, eventuali situazioni di asseverazione non conforme, quindi non passata dal punto di vista tecnico, e quindi in quel caso chiaramente verrà revocato il finanziamento. All'interno di questo, ad esempio, immagino che molti lo abbiano notato, che cosa sono stati portati una serie di
aggiustamenti o chiarimenti, proprio perché, come abbiamo detto prima, è un percorso che abbiamo avviato non da anni ma da pochi mesi. Ad esempio è stata data la possibilità, e questo è proprio quello che trovate anche tra le FAQ pubblicate, di aggiungere degli addendum a dei contratti, e quindi nel momento in cui o nel controllo di asseverazione o nella fase prima, quindi quando ho caricato ma mi sono accorto che qualcosa mancava, o perché mi sono confrontato, o perché il comune piccolo ha capito da quello grande che quanto aveva caricato non era sufficiente, c'è già la possibilità di aggiungere degli addendum contrattuali, quindi rendere quel processo di asseverazione un po' più completo. Avete, è stato messo a disposizione, in primis dalla Regione Veneto con il supporto della provincia di Treviso, poi anche una serie di altri elementi che invitiamo soprattutto i comuni più piccoli costantemente a guardare, che sono anche i webinar fatti da IFEL, che danno una serie di informazioni e di supporto proprio nel processo complessivo di trasformazione digitale, quindi sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista contrattuale. Ad esempio ci sono ovviamente quelli che per i comuni più grandi sono cose scontate, per i comuni più piccoli forse sì, o forse ogni tanto è opportuno ricordare, no? Quali sono i pilastri di una contrattualizzazione all'interno di quelle, quindi inserire all'interno dei contratti tutta una serie di elementi del rispetto dei requisiti, il rispetto dei tempi, ricordarsi, perché anche qua un lavoro importante che ha fatto Regione Veneto è quello di fare un lavoro ovviamente su quelli che sono i costi, diciamo, di riferimento del territorio per un determinato avviso, e quindi avere anche la possibilità di confrontare quello che mi sta chiedendo un fornitore e quale potrebbe essere invece una soluzione o messa a disposizione dalla Regione o del valore di mercato, e quindi ci sono tutta una serie di elementi che piano piano vengono aggiunti, così come mi preme ricordare che anche recentemente sono stati aggiunti sempre sul mondo di DPA Digitale 2026 dei video tutorial, ad esempio per aiutare i comuni un po' più piccoli a vedere quando entro nella piattaforma DPA 2026, nella fase di digitalizzazione, cosa mi troverò, cosa devo compilare, e quindi è stata fatta da dei colleghi un video tutorial, e non ultimo una serie di webinar che vanno avanti. Ad esempio il 22 febbraio ce ne sarà uno organizzato con ANCI Nazionale dedicato appunto alla fase implementativa degli avvisi, quindi tutta una serie di elementi che vengono messi a disposizione. Non ultimo, rinvitiamo sempre, e parlo sempre ovviamente ai comuni un po' più piccoli, che ormai sul sito innovazione.gov.it, e poi il resto è tutto, ci sono tutta una serie di materiali utili che servono per i comuni un po' più piccoli e che vanno a cercare di mettere elementi aggiuntivi nel percorso verso l'asseverazione, quindi indicazioni pratiche di come prepararsi, linee guida per quelli che sono ovviamente gli attori individuati all'interno degli avvisi, quindi una serie di linee guida di che cosa deve fare l'attore, per poi entrare per singolo avviso con una serie di elementi, i famosi manuali di asseverazione, e quindi una serie di informazioni che sono state pubblicate ormai da qualche mese ma che vengono ogni tanto aggiornate, che riguardano ogni singolo avviso, e a partire qua ho portato il cloud, ma su tutti gli avvisi trovate tutta una serie di elementi importanti che invitiamo sempre a guardare. Perché ovviamente, e con questa slide sostanzialmente concludo, quello che abbiamo detto prima è la vera nostra sfida, cioè la sfida di arrivare a un intervento di trasformazione digitale completo, che è fatto da tantissimi elementi e che quindi ci riguarda su tante cose. Citavamo in un'altra occasione il famoso esempio ovviamente di quello che mette a disposizione con MyPay Regione Veneto per tutti i comuni del territorio, e quindi la possibilità di avere un percorso molto più veloce per integrare dei servizi all'interno di PagoPA. Abbiamo smarcato il fatto che questo ovviamente è fattibile, ma sappiamo anche che quello è un pezzo, perché poi c'è tutta un'altra attività che è fondamentale, che è quella non solo di integrazione tecnica, ma ad esempio di comunicazione. Un recente intervento della ricerca e mercato che citavamo prima, quindi a livello DESI, dov'è il Paese Italia, è stata fatta anche un'interessante intervista all'interno di 40 comuni su intervistati, popolazione medio culturalmente alta di 50 anni, in cui il 60% conosceva benissimo che era stato messo a disposizione la possibilità di scaricarsi dall'anagrafica nazionale o del comune quelli che sono i certificati, ma non sapeva che ad esempio era possibile pagare la Tari, e quindi
tutta un'attività che è fatta a 360 gradi. Credo non dire nulla di nuovo, ma solo se riusciamo a mettere tutti i pilastri alla fine del percorso di trasformazione digitale potremo avere investiti al meglio i soldi del PNRR, dipendenti comunali più soddisfatti e cittadini che capiranno che qualcosa è stato fatto ovviamente anche per loro. Quindi vi ringrazio, cedo la parola alla collega e poi siamo qua per il tavolo successivo. Allora, buongiorno a tutti e ovviamente ringrazio la Regione Veneto e il Comune di Padova che diciamo, ci dà l'opportunità di confrontarci con voi e ormai ne facciamo tanti di questi incontri e emergono sempre nuovi spunti per migliorare, perché l'obiettivo è proprio quello di andare a migliorare il nostro modo di interazione tra centro e il territorio. E io ripartirei proprio, prima di iniziare la presentazione, dagli spunti che sono emersi da Edelfo, da Luca e dall'assessore nella parte precedente, ovvero siamo in un momento un po' di svolta dove o facciamo un'accelerazione, un passo avanti strutturato oppure rischiamo di perdere la partita, perché noi possiamo anche attivare tutte le piattaforme centrali come stiamo facendo utilizzando i soldi del PNRR, ma l'obiettivo nostro è ritrovarci al 26 con dei territori più competitivi e dei territori che attraverso il digitale riescano a essere più efficienti, ma alla fine il fine ultimo è quello di mettere a disposizione dei cittadini dei servizi digitali end-to-end completi e possibilmente standard e uguali su tutto il territorio. Questi sono gli obiettivi veri della strategia digitale, quindi ben vengano, come raccontava Edelfo, anche dei cambi di passo in termini di governance, perché se questi cambi di passo attraverso le aggregazioni territoriali, attraverso l'introduzione di nuove forme di collaborazione possono supportare la fase di execution, c'è ancora tempo per poterlo fare. E credo, così come diciamo, ti è stato anche detto nelle ultime interlocuzioni, che ci sia anche la volontà di fare un qualcosa di diverso e migliorativo per tutti, per cui ragioniamo e confrontiamoci su questo tema, perché anche noi come PagoPA, che siamo vicini ai territori in termini di problemi e tecnici, però è importante che facciamo questo passo in più e quindi riusciamo a supportarvi anche nel portare avanti una governance di tipo diverso. Detto ciò, allora noi come PagoPA ovviamente supportiamo come soggetto attuatore le misure del PNRR relative a il servizio PagoPA, il servizio Appio, piattaforma notifiche digitali, PDND. Non me ne sono dimenticato nessuno? No, perfetto. Quindi diciamo al netto del cloud e dei servizi al cittadino siamo la società che per conto del Dipartimento riesce a sviluppare tutti questi servizi e lavoriamo in coordinamento con i territori e soprattutto abbiamo un'interlocuzione tra virgolette privilegiata con quelli che sono gli aggregatori, quindi nella nostra fattispecie le regioni, gli intermediari della regione, in modo tale da fluidificare la messa a terra di tutti questi servizi. Oggi stiamo parlando in un territorio che, come io dico sempre, poi prima o poi mi diranno che mi pagate per dire questo, però tendenzialmente il Veneto è un territorio virtuoso. Il Veneto è un territorio virtuoso perché è partita fin dall'inizio con un modello di governance che indirizza i territori in un certo modo attraverso delle piattaforme regionali quali MyPay, quali MyPortal, che in un certo senso incanalano i comuni del territorio rispetto al digitale e quindi è già un passo avanti rispetto ad altri territori in Italia, tant'è vero che gli stessi dati lo dimostrano. È vero che c'è
non c'è diciamo, una richiesta importante di finanziamenti PNRR per PagoPA, però se vediamo PagoPA, i territori del Veneto hanno avuto una crescita nel 22 rispetto al 21 del 76% mediamente, con una crescita differenziata rispetto ad ogni provincia, quindi c'è chi è cresciuto molto, chi è cresciuto molto meno. Consideriamo che il Veneto era partito già precedentemente con il Fondo Innovazione e quindi c'era già stato una accelerata e un'accensione di servizi su PagoPA. Siamo su una media servizi attivi per ciascuna provincia di circa 35 servizi su PagoPA e 24 su Appio. Ovviamente questo per dire che è vero, non c'è stata, ragioniamo su quali sono effettivamente il delta servizi che vanno attivati ancora su PagoPA e su Appio e coordiniamo tutti i territori anche tenendo conto che il Veneto è fatto di 563 comuni, di cui 429 hanno una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Questo è importante perché se io lo andiamo a spalmare sul livello Italia, noi abbiamo circa 7.000 comuni sotto i 10.000 abitanti rispetto ai 7.901 complessivi, il che diciamo rende ancora più urgente ragionare in un'ottica di aggregazione eventualmente per provincia, che è la visione che noi già diamo oggi. Cioè per me il comune di Padova è il centro di aggregazione di tutti i comuni della provincia di Padova, perché non posso andare a ragionare diversamente. Quali sono i servizi che hanno attivato questi comuni? Se guardate, il principale servizio che è stato attivato è quello delle multe e verbali di contravvenzione, quindi effettivamente i territori del Veneto diciamo, si sono indirizzati inizialmente su quelli che sono servizi ad alto transato, chiamiamolo così, che sono quelli dove c'è una maggiore interazione tra il cittadino e l'ente. Perché si sono mossi prima i comandi di polizia? Si sono mossi i comandi di polizia perché vedono il beneficio dal punto di vista dell'efficienza e il passaggio in più è passare da una logica di sola efficienza del comune a una logica di porto in casa questi incassi in modo più semplice e più veloce, ma strutturo un servizio digitale che mette in condizione il cittadino di pagare dove vuole, quando vuole, come vuole, in modo più utile. E qui avete anche delle esperienze di successo. Noi portiamo in giro il comandante Altamura del Comune di Verona in tutti i nostri convegni per fargli raccontare come i cittadini veronesi pagano le multe in un solo click con IO. Ed è tra l'altro uno dei principali comuni che, oltre ad aver portato subito il preavviso su IO, sta portando anche la sanzione al codice della strada direttamente su piattaforma notifiche digitali, con una penetrazione di quest'app che oramai supera il 40% sul territorio, pur non avendo fatto nessun tipo di comunicazione sul territorio. Quindi c'è ancora qualcosa che possiamo fare per aumentare la penetrazione del digitale e garantire a tutti i cittadini di essere messi in condizione di sapere che c'è quel servizio a disposizione che può essere utilizzato in un certo modo. Dopo vediamo come. Ovviamente man mano che se ci soffermiamo sui dati relativi ai servizi ad alto transato, se le multe stanno andando bene, quindi i comuni del territorio attivano le multe, abbiamo un po' di problemi su altri tributi ad alto transato. Prima di tutto la Tari. Solo 94 comuni in Veneto su 563 hanno portato la Tari su PagoPA e di conseguenza su Appio. E addirittura dei 6 comuni capoluogo di provincia, solamente 2 hanno la Tari attiva, una è qui presente. Però questo ci deve spingere a riflettere, quindi quel numero che avete visto nei bandi PNRR può essere interpretato. Accompagniamo i comuni, partiamo dall'analisi della tassonomia, che è la prima cosa che abbiamo fatto come PagoPA, quindi abbiamo identificato tutte le principali entrate del comune, verifichiamo
prima quelli ad alto transato per poi passare a quelli a minor transato. Ma questo perché? Perché partendo dall'alto transato voi spingete i cittadini ad utilizzare quel servizio, a conoscere quel servizio, e nello stesso momento il comune si rende conto prima di quelli che sono i benefici delle piattaforme centrali. Ovviamente accompagnati e facilitati dagli strumenti e dalle piattaforme che già Regione Veneto ha messo a disposizione e che sono già integrate con tutte le piattaforme centrali e danno soprattutto al comune e ai cittadini dei processi standard da utilizzare, che la parola standard deve essere, diciamo, un leitmotiv frequente purtroppo, perché senza la standardizzazione la digitalizzazione non riusciamo a farla. I servizi scolastici, invece, l'altro messaggio che volevo dare è: sui servizi scolastici c'è una grossa adesione, quindi quasi tutti hanno attivato i servizi scolastici, peccato che non c'è transato. Questo significa che forse i cittadini non lo sanno che i servizi scolastici possono essere gestiti, o significa che probabilmente sono stati integrati in una logica di pagamento spontaneo e non in una logica integrata con tutti i sistemi dell'ente. Questo è l'altro grande problema che riscontriamo sui comuni, ovvero: è vero, devo fare una transazione di test per avere accesso al bando PNRR, ma il bando PNRR non mi viene dato per fare la transazione di test. Quei soldi servono per digitalizzare il servizio complessivo e per integrare tecnologicamente tutti i sistemi del mio gestionale. Se faccio solo la transazione di test e poi non vado avanti con le transazioni, il 26 sarò più povero, non sarò più ricco dal punto di vista digitale. Non voglio parlare degli oneri cimiteriali, dove comunque abbiamo un incremento molto esiguo, quindi probabilmente in Veneto si muore poco, come dico io, però fondamentalmente è un servizio che, se strutturato in un certo modo, porta nelle casse dei comuni dei ricavi importanti. Ecco, giusto un cenno a quali sono i principali benefici che stanno diciamo, portando a casa quei comuni che sono già partiti con i servizi digitali. Vado direttamente sulla Tari ordinaria. Allora, questo è l'esempio di un comune. Questo comune che cosa ha fatto? Ha portato la Tari su PagoPA e ha chiesto a tutti i cittadini di accedere, di diciamo, recuperare la Tari digitalmente, applicando uno sconto di 5 euro se accettava l'avviso digitale. Che cosa è successo? Su 26.000 posizioni di Tari, quindi un comune di medie dimensioni, diciamo così, il 73% gli ha detto sì, ok, io voglio l'avviso digitale, perché l'app tanto più o meno ce l'hanno tutti, no? Adesso avete pure la super app, quindi potete portarla anche sulla super app, la Tari. E hanno incrementato le entrate del 20-25%, ma soprattutto hanno recuperato due FTE che hanno dedicato direttamente a quella che è la lotta all'evasione fiscale, quindi al recupero degli accertamenti Tari degli anni precedenti. Questo per dare un esemplificativo di come fare la trasformazione digitale significa anche ragionare su come utilizzare in modo sinergico tutto quello che viene offerto a livello centrale. Non posso integrare PagoPA, poi integro la PIO e magari metto servizi che non ho su PagoPA, oppure partire da piattaforma notifiche ma non ho i servizi su PagoPA. Tutto quello che è stato fatto a livello strategico, a livello centrale, è creare delle piattaforme che sono sinergiche e interoperabili, anzi interconnesse, altrimenti praticamente sforiamo nell'interoperabilità, che è un'altra cosa. Sono interconnesse tra di loro e supportano la creazione sui territori di servizi a valore aggiunto. Per cui, Idelfo, ci vuole un connettore che ovviamente crei il servizio pubblico digitale e vada poi a spiegarlo a tutti i comuni del territorio. Cosa stiamo facendo noi come PagoPA? Allora, vi faccio vedere una cosa nuova che uscirà già a partire dalla fine del mese. Abbiamo fatto una sperimentazione su Firenze e su Genova. Perché? Perché ci siamo resi conto che tutti questi servizi che sono su PagoPA e su Appio, il cittadino non lo sa.
che ci sono. Perché? Perché ovviamente il comune è impegnato a fare altro, deve fare il progetto, così, e quindi non si occupa di comunicare al territorio cosa il territorio può fare, cosa il cittadino può fare. Partiremo con una campagna a livello nazionale, ma soprattutto quella che è più interessante, alla pagina successiva, è quella dopo, è la campagna locale. Cosa serve la campagna locale? Serve a dare la possibilità al comune, e questo sempre è importante che sia coordinato a livello centrale, serve a dare al comune la possibilità di mettere in evidenza un servizio a valore aggiunto killer per la cittadinanza, in modo tale da ampliare la penetrazione e cominciare dell'app, e ovviamente iniziare a far lavorare il cittadino su quell'app, iniziando l'interazione e la comunicazione costante. Bene, io diciamo le cose fondamentali che volevo dire erano queste, ho lanciato un po' di messaggi che poi riprenderemo nella tavola rotonda, ok? Grazie. Grazie veramente sia a Marco che a Gloriana, che ci hanno fatto una panoramica molto dettagliata dell'attuale situazione con degli spunti molto interessanti. Avete ragione, state qua perché poi in tavola rotonda li riprendiamo. Prima di iniziare la tavola rotonda passiamo la parola a Nicola Marolla del Comune di Thiene, che prima di tutto va ringraziato per il suo prezioso contributo che ci sta dando anche nel coordinare questa rete di grazie veramente Nicola per quello che fai, e che in questo intervento ci parla un po' invece del piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione. Hai delle slide che ti supportano? Sì, perfetto. Sì. Ho anche il regista che mi Hai anche aiuta. un regista, tu sei fortunato, è un regista. Buongiorno a tutti, sono Nicola Marolla, sono RTD del Comune di Thiene, un comune di 24.000 abitanti della provincia di Vicenza. Allora, in questo anno sono stato chiamato, volevo dire incastrato, ma uso un altro termine, dalla direzione regionale per diciamo, partecipare a questa iniziativa assolutamente importante, che è quella della rete degli RTD. Diciamo che abbiamo cominciato un percorso, non siamo assolutamente arrivati in fondo, anzi siamo all'inizio del percorso. La rete quindi si è trovata sia in presenza sia ovviamente usando le tecnologie, e si è capito fin da subito che quello che è importante dare è un supporto alle realtà diciamo meno strutturate, quindi i comuni, non i comuni capoluogo, ma insomma le realtà più piccole. Allora, una delle cose che si è vista, e quindi sposto un po' l'attenzione rispetto al PNRR, è la necessità di adeguare il comune al piano triennale. Il piano triennale che sapete che è appena uscito, la versione 2022 mi pare si chiami, e che prevede una serie di azioni. Allora, cosa abbiamo pensato? Quello di mettere in piedi un sistema di linee guida che possano aiutare anche gli enti nella redazione del proprio piano, dell'adeguamento del proprio piano. Vedete nella slide, l'intenzione è quella di partire da una situazione iniziale, analizzare quelli che sono gli obiettivi, individuare gli obiettivi, i gap che c'è tra situazione iniziale e obiettivi e le azioni cantierabili. Diciamo, se vai avanti poi si vede quella che è stata la metodologia, quella che è la metodologia che con la Regione si intende usare. Ovviamente queste sono attività che vengono svolte dagli uffici regionali a supporto appunto degli RTD nel territorio, no? Quindi da questionari rivolti alla PA o ai cittadini, all'analisi dei dati, alle interviste, e poi la realizzazione di un documento che sia quello insomma, che ci aiuta per individuare le azioni cantierabili. Quindi andando poi nel dettaglio di ciascun passaggio, partire dalla situazione attuale è ovviamente chiedere agli addetti ai lavori, quindi ai cittadini e ai dipendenti della PA com'è la situazione, utilizzando i questionari. Da questi questionari si arriva a una situazione di quelli che invece devono essere gli obiettivi di queste linee guida e dell'azione quindi di conseguenza dei comuni. I documenti di riferimento sono due, sono il piano triennale e sono l'agenda digitale, quella di Regione Veneto, quindi
il piano, se avete visto il piano 2022, di fatto insomma, ricalca il piano del precedente con azioni ben specifiche, con punti ben specifici, insomma. E quindi si individuano i fabbisogni e poi si va alle azioni cantierabili. Diciamo che questo è in estrema sintesi quello che si è voluto fare in questa fase. Devo dirvi, adesso provo a raccogliere anche le provocazioni di Delfo iniziali, che assolutamente sì. La risposta è sì alla domanda se aggregarsi come RTD, perché questo anno di esperienza come rete, come inizio della rete, ha fatto emergere chiaro che le necessità e la quantità di cose da fare sono talmente tanti per i comuni che non sono capoluoghi di provincia, che sono l'assoluta minoranza, perché a parte i 7 comuni capoluoghi di provincia e le province, la maggior parte dei comuni sono realtà piccole, più piccole anche di 24.000 abitanti, e che quando tu chiami per dire ma partecipi alla rete degli RTD, se va bene sanno di cosa si parla, se va male mi dicono ma parla col segretario comunale, vediamo. Quindi è chiaro che non è sufficiente l'attuale situazione, insomma, non si può pensare che a Laghi ci sia l'RTD come c'è nel comune di Vicenza, insomma, no? E quindi per forza bisogna superarla questa fase trovando delle soluzioni. Moltissimi mi hanno riferito la necessità di avere un supporto pratico, cioè dei deliverable, dei prodotti, delle azioni concrete che si possono mettere in campo. Mi dicono dammi il documento che io lo firmo, insomma, no? Allora, quindi bisogna arrivare cioè la Regione, noi siamo fortunati, ci segue, insomma bisogna che ci aiuti però a portare a casa il risultato. PNRR c'è, una grande sfida, una spada di Damocle, eccetera. Il 2026 finisce, ma io penso di durare dopo il 2026, no? Come i comuni, quindi ci sarà qualcos'altro che dovremmo fare, no? E quindi... Cioè, per carità, la sfida è questa, ma ci aspetta insomma ben altro, ecco anche. Questo è quanto. Grazie anche. Bene, se non ci sono domande io inizierei la seconda parte della mattinata, che è la parte più interattiva, in cui una tavola rotonda così, molto flessibile. Dovremo affrontare 3 argomenti. Chiedo all'ingegnere Barrichello di venire qua, perché poi a lui spetta il compito di provare a tirare le conclusioni, che ovviamente saranno, come abbiamo detto, parziali, in itinere, però a lui il compito un po' di chiudere i lavori. Però nel frattempo noi abbiamo 3 temi da affrontare. Il primo, bandi PNR, stato di attuazione, proroghe e nuovi avvisi, cioè alcuni dati ce li hanno dati i colleghi di PagoPA del Dipartimento. Il secondo, approvvigionamento delle risorse, affidamento dei servizi, contratti con i fornitori. E il terzo, la realizzazione di delle iniziative che abbiamo, dei servizi che abbiamo in qualche modo presentato al Dipartimento e che dobbiamo realizzare, dai pagamenti alla PIO, a SPID, al cloud, a PDND, e ovviamente l'attività di asseverazione. È una tavola rotonda, quindi non ci sono limiti se non rispetto altrui per i tempi, perché poi abbiamo 1 ora e mezza, quindi proviamo a dedicare mezz'ora per ogni argomento. Io magari partirei dai numeri e ridarei un po' la parola anche a Marco. Cioè, l'attuazione del bando, abbiamo visto che in Veneto 150... Tanto, poi mi devi dare i 2 comuni che non hanno risposto, perché dobbiamo fare un'azione Antonino Mola per fare 5,63 su 5,63, perché 5,61 non va bene, almeno un progetto in questi 2 comuni, a parte gli scherzi. Però ci segnalavi 2 temi, allora, 2 fronti un po' più indietro, ma magari sul primo chiediamo anche un commento a Gloriana. PagoPA 37% e PDND, che però è stato prorogato di recente, 50%. Tu che frequenti come noi i comuni, che sensazioni... Abbiamo un gelato da passare? Sì, ce l'abbiamo. Scusami, perdonami. Grazie anche a chi ci sta supportando questa attività. Che sensazioni hai? Come mai siamo in questi 2 fronti un po' più indietro rispetto ad altri?
Ma allora, innanzitutto, vabbè, questi sono i due fronti che rispecifico perché sono in questo momento anche i due avvisi che sono ancora aperti, che hanno ancora tempo da quel punto di vista. Piattaforma notifica, ad esempio, che è un altro importante progetto che segue PagoPA, al momento non è aperto l'avviso e quindi abbiamo un percorso diverso che capiremo più avanti. Allora, quello che un po' riscontriamo è un po' quel percorso che diceva in parte Gloriana, cioè da una parte ci sono sicuramente le tassonomie più conosciute, a transato più elevato, che sono quelle che chiaramente abbiamo visto in taluni casi hanno buone penetrazioni, in altre c'è da fare un approfondimento però che sono percepite e che sono diciamo immediatamente riscontrate. Nella maggior parte degli altri casi il discorso comune è ho già 30 tassonomie aperte, non me ne servono degli altri, ai cittadini non ne servono altre, sono un comune piccolo e quindi il lavoro da fare, almeno dal nostro punto di vista, in collaborazione con voi, è sempre più entrare in questo dettaglio, tassonomia, ente per ente, comune per comune, anche guardando il benchmark che c'è in giro sul territorio, perché il Veneto è virtuoso, ma magari possiamo trovare delle belle best practice anche da altre parti, no? Tassonomie sono tutti le tipologie di servizi, 35 su 109, 120 adesso, quindi ci sarebbe margine per crescere. E ricordiamo anche che in questo territorio c'è MyPay, che quindi da quel punto di vista rispetto ad altre situazioni sicuramente ti fa partire un po' più avanti. Quindi sicuramente il percorso che noi vediamo davanti è quello, in collaborazione con tutti, di entrare nel dettaglio ente per ente per capire come aggiungere, poi sarà una tassonomia magari non a frequenza di pagamento come possono essere quelle delle multe, ma comunque un servizio al cittadino che trovi su Appio, che troverai sulla super app, non so come la sua nuova del Veneto, e che quindi dà questa possibilità. Quindi questo è il lavoro che vediamo un po' davanti e abbiamo l'avviso che chiude a marzo, ma credo che in generale avremo comunque tempo fino al 2026 per lavorarci. PagoPA e poi Appio. Grazie Marco, adesso faccio una domanda a trabocchetto all'ingegner Corò. Quante tassonomie attive ha il Comune di Padova? Oltre 50. Quindi... Sì. Infatti abbiamo fatto fatica a trovarne almeno altre 30, quasi, non dico che ce le siamo inventate, ma quasi. Sì, allora, secondo noi c'è anche un altro tema, ovvero partiamo dal ragioniere generale del comune e vediamo quante sono le voci di incasso, perché spesso interloquendo con un po' di comuni, ovviamente a livello di DRE, piuttosto andiamo a mappare effettivamente quello che è più importante in termini di voci di incasso, mentre comunque e facciamo confluire tutto nel varie, tutto il resto. Se voi avete visto, ce ne sono tante non specificato in Veneto, anzi è la seconda voce più movimentata dopo le multe e contravvenzioni, è non specificato. Quel non specificato tendenzialmente va ricondotta ad una voce tassonomica perché vuol dire che non c'è, quindi magari possiamo andarle anche a recuperare già dai bidoni esistenti. E noi spesso parlando con i ragionieri andiamo, anche perché quelle 109 voci le abbiamo mappate partendo da un confronto con la Ragioneria Generale dello Stato, quindi tendenzialmente sono voci che sicuramente più o meno vengono movimentate. Poi c'è questo tema del PNRR e quindi effettivamente diventa importante arrivare a quel target lì, però tendenzialmente andare a scavare per trovarle, cioè secondo noi si trovano. Cosa possiamo fare come PagoPA? Magari ci possiamo posizionare su quelle movimentate sicuramente di più all'interno dei comuni e ve le restituiamo in modo tale che ci avete un'indicazione su quali sono le voci movimentate. Quello potremmo farlo, potremmo anche pubblicarlo eventualmente in modo tale che magari vi diamo un'indicazione più operativa. Prego. Ho una cosa, ma è un difetto che di partenza, quindi una cosa che avevamo notato all'epoca, adesso per carità ho perso un po' l'aggiornamento, però ci si è inventati dei nuovi codici tassonomici. In realtà c'erano già i codici tassonomici perché c'era il SIOP, quindi bastava semplicemente prendere quelli ed eravamo fatti. Era quella pulita. Infatti, quindi vabbè, ormai questo è un difetto d'origine e lasciamolo lì, ormai è andata.
L'altra, sì, infatti io sono rimasto stupito proprio di quel varie, perché vuol dire che i comuni non stanno utilizzando quelle che è l'efficienza, l'efficacia del pago PA, perché vuol dire che non l'hanno integrata nei processi interni. Quindi vuol dire che hanno semplicemente cambiato da bollettino postale a bollettino pago PA senza fare tutto quello che è un ragionamento di organizzazione interna. Infatti quello che stiamo facendo, insomma, abbiamo successo nell'ambito dell'amministrazione proprio perché stiamo proprio accompagnando i settori uno per uno, cioè non è che sia della serie introduciamo pago PA, no. Vogliamo fare l'introduzione del pago PA, benissimo, analizziamo i processi di incasso, vediamo quali sono i processi di back office dell'incasso e così via. Ovvio che siamo riusciti a farlo grazie alla grande sinergia con il settore delle risorse finanziarie, perché quindi il gruppo di lavoro è fatto dagli informatici, dalle risorse finanziarie e dopo di volta in volta dai vari, diciamo, responsabili amministrativi dell'incasso, dell'emissione, insomma, degli avvisi di accertamento e quant'altro. Il passo che stiamo facendo è proprio integrare non tanto anche l'accertamento, quindi in questa maniera qui riusciamo proprio a fare proprio il processo integrato in cui io quando genero un dovuto le aggancio anche a questo punto l'identificativo dell'accertamento. Questa è una cosa fondamentale, quindi perché il processo di entrata purtroppo è sempre stato un processo, mentre la spesa era perfettamente codificata, perché dopo c'è stata la fattura e tutto quanto, quindi per forza è stata codificata, l'entrata era sempre un po' la Cenerentola, che però in realtà doveva essere la principessa, non la Cenerentola. Questa è stata per fortuna adesso il ragioniere sta insistendo e quindi generazione del dovuto che deve essere assolutamente codificata a monte e quindi tracciata. Okay? Quindi ecco l'efficienza e anche non si perde, posso dire, adesso lo dico qui, non si perdono gli accertamenti, perché il problema è che dopo il governo di quegli accertamenti, perché certe volte dopo l'accertamento resta così, okay? Passatemi adesso. Sì, infatti è No, ma giusto per rispondere alla riflessione di Alberto, cioè fondamentalmente era necessario prima di approcciare l'onboarding dei tributi su Pago PA fare una mappatura e quindi andare a mappare tutte le voci contabili col ragioniere, dove non è stato fatto, siamo sempre in tempo per farlo e così arriviamo a break even. E la cosa che ovviamente è importante è che perché sono così alti gli importi per ogni voce tassonomica che si porta a bordo rispetto a quelli del Fondo Innovazione, anche non solo perché i fondi sono di più, ma perché è stata fatta una riflessione che il lavoro che deve fare un comune per integrare il processo è tanto perché deve arrivare fino alla riconciliazione e non fermarsi solamente al caricamento della voce. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo e dobbiamo dirlo a più riprese a tutti, perché effettivamente è una delle cose che si stanno verificando maggiormente, cioè mi fermo e quella voce rimarrà una voce non utilizzata o utilizzata una tantum nella vita, ma tendenzialmente non ha portato nessun beneficio. Sì, se posso portare un'aggiunta a questa visione, soprattutto il fatto che, a differenza di comuni molto strutturati, come Padova, l'evidenza che ha un comune sull'incasso è relativa alla parte di bilancio, quindi alle voci del centro di costo, centro di accertamento. Il fatto che avvenga un determinato incasso su una specifica voce tassonomica di Pago PA, se da un punto di vista tecnico in Regione Veneto è iperfacile grazie a MyPay, dove è possibile andare a configurare la singola voce, andare a indicare, in realtà la visione che il Comune ha di quanto avvenga l'incasso su una singola voce rispetto a un'altra, se non ha gestito l'intero processo è nulla. Il fatto che arrivi su varie o arrivi su una determinata voce specifica non è assolutamente vista se non ci sia un'integrazione specifica tra l'incasso,
il fatto della tesoreria che riporta quella voce e il fatto che il sistema di contabilità poi sia integrato con la parte di rendicontazione che mette a disposizione anche lo stesso MyPay, in modo tale da vedere e integrare la rendicontazione e la riconciliazione con gli accertamenti. Detto questo, che quindi è il problema, come si fa a portare in aggiunta? Allora, sicuramente il lavoro che può fare un ente, come ad esempio sta facendo il Comune di Padova, lo si può portare anche come modello agli altri. Prima cosa. Seconda cosa, fare questo tipo di analisi anche con la parte dell'ufficio entrate, diciamo, della ragioneria, in modo tale da vedere di agganciare i codici di accertamento con le varie voci tassonomiche dei vari servizi e procedimenti amministrativi. C'è anche la possibilità adesso che si sta andando a vedere anche con l'141 tutte le schede dei servizi dove ci saranno anche l'aggancio ai pagamenti e a come fare il pagamento per quel tipo di servizio. Se a quello si aggancia la voce tassonomica corretta, almeno per quelli gestiti di parte, diciamo, quindi avvia il procedimento da parte del cittadino, a quel punto già riusciamo a agganciare quelle voci. La stessa cosa per i dovuti, quindi adesso c'è anche tutta la parte del servizio di pagamento di dovuto, quella voce di dovuto è agganciata a una corretta tassonomia, lo si va a fare anche nella digitalizzazione del servizio e si va a rivedere anche quelle singole voci. Però ecco, questa è un'occasione e la rete degli RTD può lavorare in questo, perché il piccolo comune non lo farà, però può essere gestita a livello di gruppo, di collegamento anche provinciale, se lo fate provinciale, e poi estesa e dire ok, adesso fate così e lo fanno tutti. Bene, ricordo anche ai nostri amici che ci seguono da remoto che possono fare domande in chat e poi ce le ripropongono qua in sala. Quindi mi sembra di capire che c'è spazio su questo avviso dei pagamenti digitali, ovviamente magari partendo da intaccare quel blog ampio che varie, in primis, perché vuol dire ho rispettato l'adempimento ma poi non ho messo in gioco, non ho rimesso mano al processo. C'è un prossimo bando che chiude, passo sempre la parola a Marco, che è quello cloud per le PA, domani, 10 febbraio? Sì, domani chiude quello per l'1.2 per quanto Un riguarda... consiglio a qualche RTD che non l'ha ancora fatto o che non ha ancora spinto il suo comune a farlo? Ma direi che il percorso entro domani non lo so, se non l'ha fatto o spara a caso o se no diciamo che non è proprio un assessment. Diciamo che chiude questa fase, che è sicuramente una fase perché dal punto di vista dell'adesione dei comuni Italia su questo avviso è stata elevatissima, oltre l'80 e passa per cento, e quindi anche le risorse impegnate sono importanti. Entreremo poi dopo in un'altra fase che sarà poi quella, appunto discuteremo dopo, dell'asseverazione. In questo avviso cloud invece si apre adesso anche un mondo importante, non c'entra però, che è quello della sanità, dove avremo sicuramente anche lì percorsi importanti di migrazione. E la scuola mi sembra, no? La scuola che chiudono anche loro domani, okay. che sono diciamo anche quelle dal punto di vista di migrazione un po' più semplici chiaramente di quelle dei comuni. L'avviso in questo momento è ovviamente quello di entrare nella fase successiva, che è quella di riuscire, ove non sia stato fatto, perché sappiamo che ci sono anche situazioni dove la voglia di rispondere ha superato quella di faccio un pre-assessment, di entrare nel capire come realizzare quanto dichiarato, sapendo che nel percorso successivo potremo trovare comuni che vanno lisci e comuni che magari potremo e avremo spazio per fare delle correzioni di qualche tipo. Ci sarà un bando futuro anche per il PSN? Il bando futuro per il PSN è quello che in questo momento riguarda il mondo della sanità, quindi dove c'è sicuramente un tema polo strategico nazionale per la migrazione dei dati critici, e c'è aperto anche un tema molto importante che a livello ovviamente di interlocuzione politica, che è il ruolo delle in-house, i data center locali, come a fronte di qualificazioni ACN possono essere o potranno essere eventualmente anche loro un sostituto del PSN. Credo che lo capiremo all'inizio del prossimo mese, queste sono un po' le tempistiche che avremo. Ingegnere Ho Corò, una sul domanda perché PSN. mi ha solleticato. No, allora, la domanda è molto semplice, Marco. Se ci saranno fondi, diciamo, per quanto riguarda la migrazione, quindi diciamo, la possibilità verso il PSN di
e quindi di essere ospitate verso PSN anche per i comuni non città metropolitane, regioni o quant'altro. Se hai previsto qualcosa o come erano le notizie iniziali, no. Ti rispondo in modo pragmatico che al momento non è previsto, però come citato prima le interlocuzioni politiche sono ampie e magari potranno portare, al momento non ho visione di aperture, non ho tavoli aperti, però ripeto da qua al 2026 c'è ancora sicuramente tempo e alcune correzioni importanti sono state fatte e verranno fatte, no? Quindi. Ci speriamo tutti, questa osservazione che ha fatto l'ingegner Corò è un'osservazione interessante perché se ci fossero delle risorse sul PSN anche per gli enti del territorio, oltre che per la sanità ovviamente che ha dati critici, quindi ha una situazione più articolata, potrebbe essere anche questa un'ulteriore spinta verso il mondo cloud. C'è un altro bando importantissimo che è aperto, che è quello, la piattaforma digitale nazionale dati PDATD. Ah, scusami Luca, è una... guarda dov'era, ce l'avevi dall'altra parte e adesso tutti e due i microfoni a sinistra. Scusate, un piccolo intervento, Sì. proprio sui futuri magari bandi che potrebbero uscire, finanziamento o altro, perché da questo PNRR c'è un dato di fatto che le province sono state quasi completamente escluse. Allora, le province italiane intendo, non tanto le province solo del Veneto. Ecco, quindi dato che molte province fanno già anche da aggregatore per il digitale del territorio in parte, ad esempio la provincia di Padova nello specifico, la realtà che conosco, fa da centro servizi territoriali, da anni offre servizi ai propri comuni, servizi soprattutto di tipo digitale. Ecco, questa diciamo, realtà che poi ha subito varie vicissitudini, diciamo, come tutte le province in Italia, italiane, sta in qualche modo arrancando nel portare comunque avanti questi servizi nel tempo. Entra proprio questo tema del fatto che molti dei fondi del PNRR ricadono su quelli che sono realtà medio-piccole che magari hanno difficoltà a gestirle, poi si chiede ad enti superiori di gestirli e a questi enti superiori però diciamo, non è stato dato nessuna possibilità di finanziamento e anche loro stessi hanno le esigenze degli altri enti e sono sottoposti al piano triennale o altro per la migrazione in cloud dei propri servizi e quant'altro. Quindi facciamo squadra, ecco, questo volevo dire, senza in qualche modo tener fuori da quelle che sono delle linee di finanziamento delle realtà che ci sono e che effettivamente hanno dato il loro contributo sul territorio. Domanda, poi magari facciamo rispondere. Sulla dimensione territoriale ottimale, per esempio proposta dall'RTD, e anche relativa al fatto che Regione del Veneto sta ripensando la propria anche configurazione, no? E il riordino degli enti locali. Io rappresento l'RTD di una unione di comuni, quindi 11 enti, RTD unico. Noi abbiamo trasferito tra le altre due funzioni interessanti rispetto a quello che dicevamo stamattina, Polizia Locale e ICT. Come unione di comuni non siamo beneficiari di alcunché, chiaramente non facciamo servizi diretti ai cittadini, però abbiamo il tema del cloud, il tema dei siti e quant'altro. Poi siamo stazione appaltante per i comuni, per un sacco di attività che poi sono finanziabili attraverso le misure tipo la 1.2. E questo ci ha creato non poche difficoltà con i colleghi del Dipartimento per la Transizione Digitale che sono stati disponibilissimi, quindi questo credo sia un esempio, non l'ha detto nessuno stamattina, io mi sento di dirlo perché tutte le volte in cui abbiamo chiamato la call sono stati disponibili, ci hanno dato risposte e va riconosciuta questa cosa. Ma anche se pensate per la polizia locale, quindi servizio strategico di penetrazione per esempio per PagoPA, noi l'abbiamo attivato ovviamente a spese nostre, considerate che il territorio è di circa 100.000 abitanti, quindi il numero di multe emesse e la ricaduta sui cittadini è per un dimensionamento di 100.000 abitanti, ma noi siamo stati invisibili rispetto alla strategia nazionale, come anche la piattaforma delle notifiche, stessa identica questione, siccome la notifica parte da un ente che è Unione di Comuni e non Comune di, nonostante noi notifichiamo per gli 10 comuni, quindi per 100.000 abitanti, a cittadini di 100.000 abitanti, non siamo visibili
visibili, non siamo potuti entrare in quella strategia. Quindi attenzione anche a queste due spinte che sembrano contrastanti: da un lato e asimmetriche, da un lato si cerca la dimensione ottimale, giustamente e correttamente, noi lo facciamo da 20 anni come Unione di Comuni, per la gestione di determinati servizi e per la garanzia di determinate competenze, dall'altra restiamo fuori da determinati percorsi perché l'unità di misura unica rispetto agli enti locali è quella del comune. Grazie. Sono due domande molto interconnesse, Marco Rimoldi. Sì, grazie. Ma allora, sulla prima la risposta è un po' più complicata, nel senso che sicuramente facciamo squadra e questo è anche in parte il nostro lavoro, cioè noi siamo persone del dipartimento ma sul territorio, sia per eseguire le linee guida ma anche per raccogliere feedback. Molti sono già arrivati, molti arriveranno, poi il percorso il feedback che si trasforma in un cambiamento è un percorso fatto da tante cose, no? E quindi sicuramente il fare squadra è a 360 gradi, no? Quindi noi ascoltiamo, riportiamo, poi ci deve essere anche un altro ecosistema che aiuta in quello che oggi non prevede PNRR, no? Quindi significa... E a questo mi collego, faccio l'esempio del secondo, no? Sul tema delle unioni, di cui sicuramente io ho la fortuna tra questa regione, ma soprattutto in Emilia Romagna, dove ce ne sono tantissime, e quindi ho la fortuna anche perché comunque tutta esperienza e conoscenza ci portiamo a casa. In questo caso è un dibattito aperto da diversi mesi, è un dibattito che, come in questo caso abbiamo portato l'attenzione, ma anche grazie proprio a un'interlocuzione politica, in questo caso aperta da Regione Veneto e da Regione Emilia Romagna, che ne hanno discusso nel breve passato con il capo dipartimento, col sottosegretario, c'è un filone aperto, sono già state mandate sul programmatico una serie di ipotesi per trovare una soluzione al mondo delle unioni in particolare, già state valutate al MEF, prima risposte un po' complicate, però tornati alla carica, come sanno bene i colleghi, perché l'obiettivo sarebbe quello di trovare una soluzione sostenibile verso la comunità europea, sostenibile per il MEF, per poter rendere ad esempio questa cosa che ne ha bloccate tante di valutazioni da questo punto di vista. E quindi è un percorso dove il PNRR non l'ha previsto, è vero, però in questi mesi si è riusciti ad ascoltare e con un tema di squadra portare l'attenzione. Poi vediamo quale sarà la soluzione, perché sappiamo in questo mondo finché non c'è scritta, però insomma io sono mediamente ottimista che sulla seconda qualcosa si possa portare a casa. Sì, confermo quello che ha detto Marco, c'è stata un'interlocuzione, in questo caso i due assessori all'agenda digitale, quello Veneto e quello dell'Emilia Romagna, hanno scritto una lettera congiunta al neo sottosegretario, da lì si è mosso un percorso tecnico proprio per rivendicare un'idea di aggregazione, ovviamente ognuno con le sue sfaccettature, perché in Emilia Romagna le comuni sono molto diffuse, da noi invece abbiamo le province, abbiamo i SAD, le autorità urbane, e vediamo se riusciamo, perché poi tutti giustamente, il MEF in primis dice il PNR è scritto in un certo modo, quindi bisogna interpretare i cavilli, bisogna interpretare, però devo dire, e questo va dato atto, che questo nuovo governo ha una sensibilità rispetto al livello territoriale diversa da quello precedente. L'impostazione del governo precedente era sicuramente meno attenta alle esigenze che arrivavano dal territorio a prescindere, quindi c'era una dinamica di un certo tipo. Questo governo, nell'introduzione, sia col sottosegretario che con col nuovo capo di dipartimento, dottor Borrelli, ci ha detto, vi ripeto testualmente perché poi l'ha detto in pubblico, mi piacerebbe applicare lo stesso modello della protezione civile anche alla trasformazione digitale. Chi si occupa di protezione civile sa che le protagoniste sono i territori in cui il governo fa coordinamento, quindi speriamo di riuscire a portare avanti anche questa iniziativa. Proverei negli ultimi 5 minuti di questo primo gioco a capire PDND come va. Ce la facciamo, magari Marco? Coinvolgo un collega, sì. così, visto che E così ce lo presenti anche, perché si presenta. Roberto Mozzillo, Technical Implementation Manager del Dipartimento. Sì, benvenuto. Allora adesso sicuramente c'è stato questo rinvio, quindi questa apertura fino al 19 di maggio per presentare le domande, perché ovviamente c'era anche molto incertezza su cosa si sta andando a chiedere e quali servizi bisognerebbe effettivamente
sviluppare. È stata pubblicata proprio da poco sul sito innovazione.gov anche, sono stati pubblicati degli esempi di modi d'uso e quindi insomma si comincia effettivamente a dare anche qualche suggerimento su quali potrebbero essere le famose API, diciamo, le famose interfacce da sviluppare. Il concetto della piattaforma digitale nazionale dati ovviamente è quello di superare un po' quelli che sono i silos, no, di dati, quindi ogni amministrazione viene contattata dal cittadino e quindi può dare delle risposte solo in merito ai dati di cui dispone lei, e poi magari quando ci si rivolge a un'altra amministrazione bisogna magari ripresentarsi in qualche modo e dare delle stesse informazioni. Quindi il famoso concetto del once only, cioè io cittadino devo fornire solo una volta le mie informazioni e poi spero che dall'altra parte l'ente che io contatto abbia a disposizione tutte le altre informazioni che servono per completare la mia richiesta. Quindi il concetto e la piattaforma deve essere questo hub di comunicazione che in cui mettere a fattor comune i dati centrali con i dati locali. Fondamentalmente le amministrazioni locali hanno sicuramente delle informazioni che possono essere utili a quelle centrali e viceversa, quindi bisogna mettersi anche nell'ordine di idee di essere sia erogatori che fruitori, quindi sicuramente le amministrazioni locali possono beneficiare dei dati dell'amministrazione centrale, tipo i dati dell'ISEE, averli sempre aggiornati all'ultimo momento senza doverli chiedere al cittadino, e l'amministrazione centrale dei servizi anche di pubblica utilità avere magari le informazioni sui cantieri aperti che in una certa località che magari bloccano una strada, e magari un'ambulanza che deve intervenire lo sa a priori e non mette magari a rischio la vita di un cittadino. Questo è un po' il concetto. È chiaro che in questo momento aprire la richiesta di finanziamento può essere generica, non c'è bisogno di definire a priori già quali API si vuole sviluppare. La cosa che suggerisco è fare subito innanzitutto l'adesione alla piattaforma nazionale dati che è messa a disposizione da PagoPA, dove c'è già un catalogo di API disponibili già sviluppate, già pronte, e quindi cominciare anche a guardarci e farsi un'idea. Nello stesso tempo adesso si può sfruttare appunto quest'ulteriore finestra, in ogni caso per non dover aprire al volo la richiesta, ma farsi, insomma, cominciare già a ragionare e poi dopo fare la richiesta. Ecco, scusatemi, ero con Antonino, però su piattaforma nazionale dati mi piaceva lanciare anche un altro messaggio, ovvero a livello centrale ovviamente noi stiamo lavorando su casi d'uso basati su quelli che sono i principali enti centrali che stanno salendo a bordo in questo momento, quindi NPR, Agenzia delle Entrate, INPS. Però è importante raccogliere poi dai territori dei bisogni in modo tale da farli risalire verso il centro. L'altro giorno proprio Alberto Corò, l'ho portata subito a Roma, la tua proposta era quella di lavorare sui catasti, no? Questa è storica ormai, che lui ha una certa età e se la ricorda. Sì, che però peccato è uno dei temi che non era stato ancora portato all'attenzione, cioè non c'era un tavolo di studio del caso d'uso, quindi ecco, mappate anche i bisogni di dati in modo tale che partendo dal bisogno dei dati si stimolano dei confronti con PagoPA e con Dipartimento in modo tale da andarci a lavorare e quindi fare dei casi di successo da mettere al servizio del comune, perché il comune usufruisce di un servizio di dati, ma i servizi di dati va fatto pushing sugli enti centrali, vanno fatti salire a bordo, vanno trovati gli elementi per lavorarci e quindi a questo punto ben venga il catasto, per intenderci. C'è un'altra osservazione? Sì, allora, un'osservazione è invece qui più sia naturalmente vostra di monitoraggio come Dipartimento e sia noi come territorio per dare un indirizzo agli enti, per non disperdere proprio su questo bando qui, proprio perché non c'è un'indicazione precisa, forse anche troppo precisa su altri bandi. Analitica proprio. Su altri Analitica, cioè, va bene, lasciamo perdere. Comunque, il fatto che, come si diceva prima il collega del Dipartimento, le API servono
per, diciamo, ottemperare quello che è il principio del once only, e quindi i comuni non devono usare questa opportunità qui per, diciamo, fare semplicemente informazione, come ci sono delle casistiche, no, che sono ormai dominio pubblico, ma servono proprio questa. Allora, sia in termini, diciamo, messa a disposizione di API, ma anche in una serie di meccanismi automatici, come si diceva prima, il discorso dei cantieri, ma banalmente il trasferimento dei dati relativi alle prestazioni sociali, la numerazione civica invece di fare l'upload del file con l'NCEU, adesso mi ricordo più, con l'acronimo insomma dell'Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici, okay? Cioè questi meccanismi qui devono essere meccanismi che efficientano il dialogo, il protocollo informatico. Passiamo finalmente, mettiamo il discorso dell'interoperabilità dei protocolli per superare i limiti delle PEC, quindi attenzione di non disperdere questa opportunità, quindi far sì che, diciamo, sia noi ma anche le aziende ICT che vanno a proporre, diciamo, servizi, propongano naturalmente ai comuni di intervenire proprio su quelle che sono delle API che superano il problema dell'interoperabilità. Quindi il fatto che c'è, quindi attenzione a questo. Quindi questo penso sia una delle cose, quello sulla PDND, che è proprio stato uno dei blocchi della digitalizzazione, no, dei processi e dei servizi, cioè il fatto che l'interoperabilità è stata la mancanza di interoperabilità. Questa è una delle occasioni più grandi per rompere i silos, come si diceva prima, e quindi creare questo dialogo che non è solo, cioè, attenzione, perché una cosa che mi è piaciuta, che ho capito, non è solo io ho la mia banca dati e tu vieni a domandarmi qualcosa. No, io ti metto a disposizione anche delle API in cui ti dico ti sto fornendo dei dati all'agenzia centrale. Quindi ecco che il meccanismo di interazione diventa, diciamo, sistematico, diciamo, codificato e quindi anche privo, diciamo, di errori, e efficienta anche, diciamo, quella che è, diciamo, l'attività. Quindi ribadisco attenzione su questo bando perché ci sono anche soldi, non sono pochi, okay. Ed è un'occasione per l'Italia, il sistema paese, quasi di più di tanti altri bandi. Se posso, scusa, colgo il tuo spunto proprio su questo bando dove abbiamo anche un po' di tempo, no? Perché per fortuna è stato prorogato e oggi è occasione appunto di fare ancora di più questo sistema squadra. Facciamolo, cioè facciamoci che ci mettiamo come dipartimento, come gruppo RTD di riferimento, una riunione periodica in cui cerchiamo di fare questo elemento di squadra tra noi verso i comuni e poi con la terza parte che sono poi i fornitori che sviluppano queste cose. Quindi ce lo prendiamo come impegno io e te, iniziamo a fissare la prima fra una decina di giorni e iniziamo questa interlocuzione per il territorio del Veneto e cerchiamo di sfruttarla al meglio. C'è una domanda, Alberto Bertoldo, che dice: è un peccato che la misura 131, così critica e importante, abbia delle tempistiche troppo strette per poter fare una progettazione attenta e lungimirante. È stata prorogata al 19 maggio, no? Sì, credo che si riferisca più, quando ho aderito, ho avuto finanziamento, ho 3 mesi di tempo per fare la prima parte, no? Ricordo che è stretta, c'è sempre la possibilità di chiedere la proroga, quindi sfrutterei la richiesta della proroga, la proroga se motivata può anche avere una serie di elementi in cui secondo me anche oltre 30 giorni possono andare, ho già visto dei casi, quindi nel momento in cui in questa fase, siamo in una fase ancora di, e il 2026 abbiamo un po' di tempo per fortuna, lavorerei anche su questo concetto, chi l'ha già chiesto e chi ha già avuto finanziamento. Sicuramente questo tema della vecchia interoperabilità, la nuova PND, è da 20 anni che ne discutiamo, chi più, chi meno, però se vogliamo fare il cambio dobbiamo partire dalle esigenze del cittadino, cioè once only vuol dire che io invento un servizio, invento un bisogno da soddisfare e non ho in mente una banca dati da esporre o un open data da liberare, adesso perdonatemi, questo è un vero sforzo, quindi ed è ancora una cosa che se si fa assieme, come dicevate voi, si può cogliere veramente un'opportunità. Bene, diamo per scontato che la prima fase di adesione l'abbiamo fatta, entriamo nella fase di approvvigionamento. Come sta andando? Che ci racconta qualcosa? Marco?
chiedo a qualcuno dei tuoi che stanno aiutando i comuni in questa fase. Noi abbiamo fatto delle iniziative, no? Come ha ribadito prima anche il nostro direttore, abbiamo fatto un lavoro con la centrale acquisti di Treviso, mettendo a disposizione un vademecum, abbiamo fatto diversi webinar, abbiamo raccontato anche e dato una serie di costi standard sulle nostre piattaforme, ma come va questa fase di approvvigionamento che poi va fatta in tempi anche qua abbastanza stretti, ogni bando ha i suoi, vanno rispettati, abbiamo scoperto che qualche proroga possiamo chiederla ma nei limiti del possibile, si presenta perché io non la conosco così magari, grazie. Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Ferrara, seguo i comuni della provincia di Vicenza. Sono una sessantina di comuni, li divido con un altro account manager. Fra i comuni in questo momento che già hanno iniziato la fase di contrattualizzazione, perché il primo scaglione, il grosso scaglione, si è chiuso adesso i primi di febbraio, non si sono avute grandi difficoltà, non si è riscontrato l'intoppo cosa faccio con il fornitore. Forti delle linee guida fornite da Provincia di Treviso, dei template forniti da Provincia di Treviso, ma anche con il nostro supporto lì dove ci chiedevano ma cosa mi consigli di inserire, per esempio nella fase di tutela con il fornitore, perché ricordiamo sempre che l'erogazione del finanziamento è a valle del processo di asseverazione positiva. Quindi se il tuo fornitore non fa esattamente quello che è previsto dal bando, se non implementa esattamente tutti i servizi che tu hai candidato, tu non sarai ammissibile al finanziamento. Quindi qualche comune più attento lo ha inserito già in fase di contrattualizzazione, di predisposizione di avviso pubblico e di capitolato d'appalto. Qualcuno si sta ponendo il problema di come inserirlo. Quindi il mio suggerimento è quello comunque di partire dall'esempio e dal template della provincia di Treviso, che è fatto in modo molto puntuale e aggiornato. Successivamente fare un passaggio col proprio ufficio legale se si ha o col proprio segretario comunale, perché sicuramente sono più aggiornati e non solo, ma sono i tutori della legalità all'interno dell'ente. Quindi per quanto riguarda anticorruzione, rotazione del fornitore e rispetto del codice degli appalti, perché comunque su tutto comanda il codice degli appalti. Certo. Bene. Questo è quello che mi sento di... Gloriana? Noi per le nostre piattaforme ovviamente, in particolare mi riferisco a PagoPA e a Pio, sull'ambito fornitore come stiamo lavorando. Ovviamente tutti i comuni possono trovare i fornitori certificati sulle nostre piattaforme, quindi che hanno già effettuato un test. Quello che noi suggeriamo, perché vediamo sul mercato il pullulare di sempre nuove software house che integrano i nostri servizi, questo sulle piattaforme vecchie, chiamiamole così perché per me PagoPA e Pio oramai sono piattaforme vecchie, no? Ma anche sulle nuove, anche su piattaforma notifiche, abbiamo la corsa a chi integra queste API. Ovviamente dal punto di vista tecnico noi li supportiamo, facciamo dei meeting periodici con tutti i fornitori che hanno chiesto di collegarsi a noi, però è importante che il comune tra virgolette si tuteli anche affidandosi a fornitori che hanno fatto un'esperienza su quest'ambito, perché alla fine non è semplice andare ad integrare PagoPA, non è semplice andare ad esporre i servizi su Io, e quindi abbiamo stimolato anche il Dipartimento ad uscire con delle FAQ chiarificatrici all'interno delle quali c'è scritto come si integra un servizio, cosa significa integrare un servizio, proprio per la logica del non devo solo esporlo, ma devo arrivare fino all'integrazione ultima. Ecco, qui poi ovviamente quello che mi sento di dire è che rispetto ai comuni del Veneto, essendoci voi come piattaforme centrali, quanto più c'è una convergenza verso le piattaforme centrali, tanto più questa logica dell'aggregazione tendenzialmente riesce a semplificare e a monitorare che questo processo arrivi fino alla fine. Quindi è un po' quello che mi sentivo di dire sull'ambito fornitori, perché è il problema che noi riscontriamo. Un comune spesso e volentieri ha 7 fornitori, uno per ogni dipartimento. Questo non semplifica, questo complica
complica perché ovviamente spesso questi fornitori tra di loro non si parlano e quando questi fornitori non si parlano alla fine chi perde è il comune perché alla fine il bilancio è uno, quindi la riconciliazione finale è uno. Noi cerchiamo di stimolare, ma come organo centrale non abbiamo un potere coercitivo sui fornitori, quindi è importante che questo lavoro venga fatto a livello di, possiamo fare moral suasion sicuramente, quella la facciamo sempre, ma non possiamo obbligare i fornitori a lavorare in un certo modo, quindi è importante che il comune abbia quella forza e quella, diciamo, autorità per imporre ai fornitori di lavorare in un certo modo. C'è un'altra osservazione qua da Alberto. Sì, allora questa cosa qui trago appunto spunto da quello che diceva adesso Gloriana. Si sta manifestando ad esempio sul bando 145 che è quello sulla piattaforma nazionale delle notifiche, quindi notifiche digitali. E qui si vede chiaramente che è necessario, allora i fornitori non fanno la loro parte perché ognuno lavora per sé. Invece la logica, siccome le notifiche non le fanno solo quelle della polizia locale, ma la fanno anche quelle dei tributi, lo fanno tanti altri, e naturalmente noi abbiamo una pletora magari di fornitori. Ecco che è importante anche in questo caso qui, anche dal punto di vista logico, disegnare bene la soluzione, no? Quindi magari non è, diciamo, l'ideale che sia quello delle contravvenzioni che faccia la piattaforma delle notifiche, si aggancia alla piattaforma delle notifiche, vuol dire devo ripensare proprio, o meglio, devo pensare a come faccio le notifiche a 360 gradi per tutto il comune. Quindi questo è un elemento, cioè qua già si sta manifestando in maniera proprio concreta, perché c'è proprio una... E vedremo che siccome i comuni andranno sicuramente con il discorso delle contravvenzioni, dopo si troveranno nelle pesti, perché avranno N sistemi che con perdita anche di quello che è l'integrità dal punto di vista documentale e tutta una serie di cose. Anche perché oggi non si parla di PN, però PN è una misura alla quale hanno aderito più di 5.000 comuni e in Veneto ce ne avete quasi totali, quindi fondamentalmente è una misura importante. Ecco, qui noi tramite ANCI, tramite DTD, stiamo ribadendo una cosa: quei soldi non finanziano le multe, quei soldi finanziano l'integrazione della piattaforma, quindi il comune che si approccia a PN fa una negoziazione con o coi fornitori, e su questo non possiamo battere bocca perché ovviamente i comuni sono liberi di contrattualizzare con 2 fornitori, ma se il secondo che arriva non trova più fondi, la misura è fallita. Quindi è un discorso a monte da fare. E quindi dal punto di vista metodologico anche l'ANCI a livello nazionale uscirà con delle regole in modo tale che accompagna i comuni nell'approccio a PN. Però sono suggerimenti, ecco. Anche in questo caso è importante che l'RTD, anzi mai come su piattaforma notifiche, l'RTD è il PMO, è chi governa questo processo, perché magari su PagoPA non l'ha fatto spesso, no? Ma su PN, dove stiamo partendo adesso, noi già nel raduno RTD che è stato fatto prima di Natale l'abbiamo ribadito e probabilmente questo è uno dei campi di battaglia dove la responsabilità dell'RTD deve essere quella di fare una mappatura di tutte quelle che sono le comunicazioni a valore legale all'interno del comune e portare avanti una logica integra in modo tale che praticamente si faccia un Gantt dove io parto con le multe ma poi attacco gli accertamenti degli anni precedenti e i decreti che non prevedono pagamento, perché qui ci sono cose con pagamento e cose senza pagamento, facendo un lavoro diciamo di sistema su quel determinato comune. Speriamo di riuscire a far sentire questa voce per accompagnarvi, però diteci voi, anche noi abbiamo riscontrato che spesso i fornitori in fase di approvvigionamento, voglio dire, fanno un solo contratto, ma poi se gli altri non si integrano con l'hub diventa un problema.
Ecco, su questo è proprio un po' la visione, e l'occasione oggi anche dell'incontro con la rete degli RTD è proprio per vedere come i fondi che danno i vari avvisi PNRR danno dei fondi per costruire dei pezzettini, ma neanche uno completo. Ad esempio, appunto, PND dà per 2 l'integrazione con la piattaforma notifiche digitali per 2 servizi, ma poi, come appena detto, ci sono tutti gli altri. La stessa cosa, 131, PDND, dà la possibilità di avere il finanziamento per integrarsi nella PDND come ente erogatore, in questo caso, ma nel momento che sei erogatore puoi essere fruitore. Quindi ti dai soldi per integrare 2 API, alla fine, regione poi sceglie N sulla base, ma la logica è la stessa. Regione sarà anche più erogatore di servizi, fruitore anche rispetto ad altri, ma i comuni saranno tantissimo fruitori tra l'altro con la 141, quando faranno i servizi digitali utilizzeranno questo per accedere ai dati. Però ecco, questo appunto è il mezzo, ti dà la possibilità, ma devi organizzarti. Devi organizzare, come diceva Alberto, per PND, per pensare a, oltre alle multe, ok, quello mi paga un pezzettino, vedo di non spendere tutto per integrare le multe, perché poi la cosa importante è integrare il sistema di gestione documentale, soprattutto. Per PDND avete anche degli strumenti, dei progetti come My Data, My City, che hanno anche uno strumento di gestore delle API. Ecco, quello è quello che dovrebbe essere il cuore per la connessione con PDND, ecco, averlo e pensarlo come piattaforma distribuita per tutti e avere quello come elemento di architettura è fondamentale, ecco, iniziare a vedere misura per misura proprio non solo quello che può essere finanziato ad oggi, ma con quei fondi, ma come con quei fondi creo l'infrastruttura e la base per evolvere nella direzione che è indicato il piano triennale, che va a indicare i fondi del PNR, i vari avvisi, ma per portare avanti. 141 finanzia, a parte il sito, 4 servizi digitali, ma poi bisogna fare tutti gli altri. E quelli altri soldi non si avranno, però appunto i soldi sono tanti su questo, se si è fatto la base come state creando voi anche con MyPortal e c'è un sistema sofisticato ma che permette di integrare velocemente gli altri servizi, si riesce. Però ecco, c'è la visione e questo avete la possibilità di fare. Sì, se posso poi aggiungo, abbiamo parlato approvvigionamenti, sistema, abbiamo parlato del codice degli appalti, abbiamo parlato di quanto messo a disposizione molto utile a Provincia di Treviso, abbiamo parlato anche in verticale alcuni avvisi, poi si entra e si arriverà anche a una fase più amministrativa, no? Che è una fase in cui l'invito è nelle prossime settimane, nei prossimi mesi appunto di lavorare a stretto contatto con noi, perché è una fase in cui alcune tipologie diciamo contrattuali, che sia un contratto, che sia una determina, che sia un'attività fatta in economia internamente, soprattutto su alcuni avvisi devono avere delle caratteristiche, quello dicevo un po' prima, cioè facciamo l'esempio del cloud, il contratto che dovrà essere caricato dovrà riportare alcuni dati, se non ci sono potrà essere aggiunti dopo. Questo dei servizi cloud è un tema... E quindi sarà importante che tutti abbiano contezza, perché oggi poi entreremo anche nell'ultima fase che è quella dell'asseverazione, sono partite le asseverazioni e chiaramente in una fase iniziale si trova un po' di tutto di quello che è caricato al sistema. Quindi no? in questo potete aiutare i nostri RTD con queste checklist per capire, per esempio sul tema cloud, che cosa deve prevedere questo contratto, il punto di partenza, tutti questi temi così scottanti. Assolutamente sì, sono riportati già in parte nei manuali, ma siamo insieme a loro a rifare questo punto, anche perché facendo ormai le asseverazioni sappiamo cosa chiaramente viene verificato, cosa verrà chiesto e cosa invece magari rientra più nelle logiche dell'appalto che fa l'ente, su cui noi non entriamo, no? Come è fatto l'appalto, però su alcune parti dei contratti sì. Ed è importante, no? Perché sarà uno degli elementi per arrivare all'asseverazione positiva. Certo, sui tempi di approvvigionamento sono anche questi molto stretti, però mi sembra capire che dipende dall'azione, no? 6 mesi, 9 mesi di cloud, sì, per i comuni sopra 20.000 abitanti a 9 mesi, Alberto, ma in un comune sotto i 20.000 ne ha 6. Dipende dai singoli avvisi, dipende 6 possono essere tanti o pochi, dipende dal singolo avviso.
ripeto, c'è comunque la possibilità in questo momento di fare anche una richiesta di proroga, si sta andando avanti e poi ricordo sempre che comunque ci sono sul mondo veneto, e ci parliamo un po' tutti, ovviamente ci sono fornitori strutturati, storici che lavorano bene, ci sono anche soluzioni centrali e regionali che possono aiutare ovviamente in un percorso di semplificazione e perfezionamento. Insomma. Bene, proviamo a arrivare al termine, cioè una volta che abbiamo acquisito servizi e soluzioni dobbiamo realizzarli e c'è questo percorso di asseverazione. Io ho un dubbio esistenziale che però è una domanda in questo caso che è un po' veramente trasversale. Abbiamo visto 150 milioni di euro di interventi in Veneto, il che vuol dire che probabilmente stiamo moltiplicando per 5, per 6, Antonino, non so la spesa media dell'informatica di questi comuni. Ce la faremo? Abbiamo le risorse umane su questo territorio per fare tutto? Parli di sviluppo, fornitori, persone, competenze, sia dentro che a supporto che esterne? Ma credo che ne parliamo tutti i giorni, è una sfida lunga e complicata. Perché noi siamo tutti contenti, non volessimo che poi questo fosse veramente l'ultima battaglia. Ma io credo che la sfida fondamentale sia quella che abbiamo detto a un certo punto, cioè un conto è, prendo l'esempio più eclatante già citato, no? Cioè un conto è fare la transazione fittizia a un pago PA, faccio una volta nella vita, non utilizzo più, un conto è riuscire a fare integrazione con i sistemi contabili, informazione al cittadino, integrazione con APIO, cioè sono tante cose da fare, sicuramente fornitori sono trovati con tante possibilità di fare fatturato ma anche tante attività da deliberare, quindi dobbiamo rimanere insieme sul campo e capire strada per strada su quali sono le singole soluzioni da quel punto di vista. Sicuramente c'è tanto da fare, sicuramente diciamo, la macchina, almeno nel mio percepito, con un po' di intoppi iniziali però è partita, un po' di cose si stanno raddrizzando, alcune cose, alcuni chiarimenti spero che nel corso del tempo, non tutti, ma alcuni abbiano semplificato anche alcune cose e quindi da quel punto di vista, nel mio punto di vista c'è solo testa bassa e lavorare insieme all'ecosistema, poi lo capiremo strada facendo. Quindi tu sei giustamente ottimista, qualche sensazione? Sarà dura, Luca, durissima, perché come si diceva prima le competenze sono, diciamo, nel portare avanti questo sono poche in questo momento, nel senso che non ci sono sul territorio, sono pochissime, si fa fatica, ne parlavamo anche prima con l'assessora e quindi molto probabilmente non sarà naturalmente una soluzione che sarà, diciamo, utilizzabile per il PNRR, ma potrebbe essere questo il momento per iniziare invece un percorso che ci permette poi, insomma, di strutturare la questione, diciamo, la struttura organizzativa. Va assolutamente, diciamo, ripensato diciamo, quello che è non dico l'approvvigionamento, sono termini che si usa per le materie, non per le persone, adesso mi viene in mente il termine, comunque il reclutamento, grazie mille, il reclutamento naturalmente delle persone, perché allora, per i problemi demografici, per tutta una serie di cose che non stiamo qui a raccontarci, ma c'è un problema. Qual è la soluzione? Molto probabilmente la soluzione è quella di prima pensare a un modello, diciamo, aggregativo, come si diceva prima, naturalmente, in cui si creano delle aggregazioni proprio per supportare gli enti nella transizione, anzi nella trasformazione che diceva prima di Delfo. E per dare naturalmente il personale, a questo punto va fatto un reclutamento strutturato in cui a questo punto non si fornisce ai giovani solamente un posto, ma gli si fornisce una prospettiva di crescita professionale, quindi si dà a questo punto un percorso anche parallelo formativo su alcune tematiche, in modo che li fa passare da quello che è la parte di studio classico di competenze della scuola, ma delle competenze sul campo. Ecco che a questo punto, dando sia la parte naturalmente di un posto di lavoro, perché ci vuole anche quello naturalmente, e sia la parte di dire ok, nei prossimi 3 anni tu acquisirai anche queste competenze, perché ti garantisco un percorso parallelo formativo aggiuntivo, molto probabilmente questo potrebbe essere quello che capita nelle anche società di consulenza, no? Nei primi 3 anni arrivano i giovani,
li sfruttano da matti, però quantomeno gli danno anche, comunque li fanno crescere dal punto di vista professionale, che dopo è spendibile nelle aziende. Quindi dovremmo molto probabilmente cambiare la logica e dire: vogliamo rendere sostenibile a lungo termine questo modello, dobbiamo cambiare anche il processo di reclutamento e sapere che non sarà il posto della vita, ma sarà un punto di passaggio, e anche, quindi potrebbe, magari dopo qualcuno si ferma, però dobbiamo rendere appetibile la struttura organizzativa, dall'altro processi di reclutamento assolutamente a questo punto innovativi, perché quello non funziona, ma non funzionerà non solo sull'ICT, l'ICT è solo la punta dell'iceberg, e dopodiché c'è tutto il resto, ma lo vediamo anche nei titoli sul giornale anche di oggi, che il problema che stanno dicendo tutti sono le competenze che non ci sono, anche in tutte le altre misure, non solo nell'ICT. Quindi ecco, la sostenibilità ce la faremo. Bisogna tenere duro, però con una prospettiva di soluzione, altrimenti... Nicola, tu che rappresenti anche un comune un po' più piccolo, sei ottimista come... non tanto più... come no? Sì che devi esserci, no? Dai, qua, al microfono. Sono ottimista nel senso che so quante cose ci sono da fare e so che dobbiamo farle, quindi ci tocca... diciamo passare per di là, però sul fatto del reclutamento delle persone, delle figure, delle professionalità, cioè davanti c'è quasi nulla, voglio dire, cioè è molto difficile trovare figure che riescano anche perché rendere appetibili le posizioni negli enti locali, insomma, uno deve avere delle motivazioni di altro rispetto al privato non c'è storia, insomma, quindi... ma lo sa anche la Regione sui concorsi fatti o sulle selezioni fatte, insomma, e anche per noi è la stessa cosa. Noi stiamo provando, ne parlavamo prima con anche l'assessore, assieme ad ANCI, assieme a SAD, a creare questa task force di giovani trentenni, adesso dico giovani trentenni, comunque di giovani da affiancare ai comuni, in particolare quelli di più piccola dimensione, per 3 anni per questo percorso di trasformazione digitale. È una sfida, però concordo con quello che diceva Alberto e quello che dice Nicola: o condividiamo risorse, che in questo caso la risorsa più scarsa sono le competenze, oppure difficilmente noi riusciremo a portare avanti tutto il Veneto. Ci saranno poi delle singole, fatalità, parlo di ANCI, entra il direttore di ANCI SA, quindi Enzo Muoio, che proprio ieri assieme a Mario Conte ha incontrato tutti i sindaci dei comuni capoluogo proprio per presentare questo progetto assieme all'assessore Calzavara di iniziativa di task force. È una delle tante iniziative che possiamo mettere in campo, oltre ovviamente al team digitale, però sicuramente questo da solo non basta. Posso aggiungere l'ultima cosa? Certo. Dopo ti lascio... Allora, è importante anche, proprio per non disperdere, perché funziona così con gli informatici nei comuni, dopodiché ti fagocitano sulle, passatemi in termini, sono le stupidaggini, ecco, per fortuna venuto in termini... Perfetto. Allora, questo c'è, ma sicuramente c'è anche questo problema, mancherebbe altro, però allora insieme all'organizzazione, insieme alle politiche di reclutamento vanno scelti gli ambiti strategici su cui a questo punto investire le risorse, diciamo, umane, perché altrimenti il rischio è veramente di frammentare, di rendere poco efficiente quello. Dopo c'è bisogno anche di quello che sistema la stampante, ma non è quello il punto, ok? Per la stampante c'è l'azienda che ti fa l'assistenza, ok? Ma non è quell'azienda lì che ti fa la trasformazione digitale. Quindi è importantissimo scegliere anche gli ambiti e dare delle priorità. Non riusciremo a fare tutto, ma se ci disperdiamo le energie su 100.000 rivoli non faremo comunque tutto, anzi non faremo niente. Quindi questo è un aspetto anche importante, e qua il discorso dal punto di vista politico di quali sono gli asset, quali sono gli ambiti su cui investire è importante, ecco quindi il tavolo di ieri di ANCI e così via. Quindi non solo, definire anche gli ambiti prioritari. Bene, allora dobbiamo strutturarci, ci proviamo a farlo in maniera condivisa, e poi ovviamente arrivano questi cattivi e brutti del Dipartimento che fanno l'asseverazione. Siete cattivi e brutti? Non lo so, devo chiedere ai colleghi lombardi, non lo so, posso parlare per loro. Cosa vogliamo dire sull'asseverazione? No, che spirito vi guida, perché io, da quello che dicevamo anche prima, giustamente poi alla fine tutto questo è a debito. Gran parte del PNR lo prendiamo a debito, quindi ovviamente dobbiamo essere certi che l'investimento che facciamo sia un investimento che rende. E l'unico modo per cui renda è che noi vogliamo cambiare la vita dei nostri cittadini.
Poi, se per cambiare la vita di questi cittadini tutte le virgole non sono a posto, dobbiamo trovare una via di mezzo, perché se invece cerchiamo ogni virgola, adesso un po' esagero, cerchiamo di fare un'operazione perfetta, ma il paziente, lo dice sempre il dottor Luigi Barrichello che vede la sanità. Quindi, al netto della battuta, noi veramente confidiamo anche nello spirito di questa finalità superiore, cambiare la vita dei nostri cittadini, trovare un giusto equilibrio fra tutte queste diverse necessità. Ovviamente poi sappiamo che ci sono i controllori di secondo livello, sappiamo che arriverà la Commissione europea, cosa tutto, cioè, nessuno di qui sta dicendo che non vogliamo avere le carte a posto, le virgole magari... No, mi fermo al mio, rispondo in questo modo, poi ne discutiamo spesso con il buon Antonino. Allora, prima parte importante, asseverazioni sono partite, sono già state fatte. Come stanno andando? Sono già state fatte quasi 500 a livello Italia, nel territorio del nord-est credo arriviamo a breve nelle 100 asseverazioni, il grosso sono concentrate su ovviamente PagoPA, Pio e Speed e CIE. PagoPA e Apio al momento hanno un tasso di successo molto molto elevato di positività di primo livello, quindi tecnica. Su Speed c'è un po' il tema capito non capito del corso di formazione, quindi magari sono a posto ma magari sono dimenticati o di fare o di flaggare il famoso corso di formazione che speriamo muoia con IDC sul tema CIE, però lo capiremo. Su Cloud è un percorso iniziato, in questo momento molte sono in fase di verifica aggiuntiva da questo punto di vista. Qual è lo spirito che ci anima? Allora, è uno spirito che noi dividiamo in due mondi. Da un lato siamo un orecchio del territorio e quindi cerchiamo di ascoltare quelle che sono le esigenze, quelli che sono i dubbi o quelle che sono le perplessità. E ovviamente le riportiamo, in particolare questo poi è il mio compito, oltre a quello che ovviamente poi fate già voi come regione o come provincia autonoma o quello che è, quindi cercare di sensibilizzare su alcuni temi. L'asseveratore in sé non è né brutto né cattivo, segue delle regole e quello lui deve seguire perché come asseveratore se no metterebbe anche a rischio la sua attività, quindi lui segue esattamente una procedura che dice controlla questo, controlla quell'altro, quindi non potrà essere né cattivo né buono, dovrà attenersi. Basta che non sia un algoritmo. L'importante è dove le regole il più possibile non sono ovviamente soggettive, ma dove ci sono delle regole che possono magari mettere a difficoltà, parlarne e capire su alcune cose magari le regole possono essere rese più flessibili, su altre cose magari il Dipartimento chi per esso deciderà no. Però lo spirito ovviamente è un percorso fatto insieme e quindi a quel punto di vista, però è importante sapere che l'asseveratore non può essere soggettivo, segue un manuale dall'A alla 10, dice controlla questo, controlla quell'altro, se quell'altro non lo deve controllare non lo controllerà. Questo processo di asseverazione si può rendere anche esplicito, magari già esplicito, quindi prima della fase, in modo tale che i nostri comuni si preparino. Sì, molte cose sono già evidenti, molte cose verranno aggiunte, però molte cose sono evidenti, no? Cioè, ad esempio il famoso tema del sempre cloud, che è uno dei più difficili che affronteremo, il famoso tema della verifica dell'asseveratore sul punto di destinazione, mentre il punto di partenza è sostanzialmente, come prevede il manuale di asseverazione, una dichiarazione dell'ente, quindi dell'ente che dichiara sono partito a un premi, sono partito, quindi perché non ci sarebbe modo di verificarlo, non ci sarebbero i tempi e quindi dal processo di asseverazione è fatto in quel modo lì. Insomma. E che il punto di arrivo come lo verificato? Sì, sono Raffaele Malfer, Technical Implementation Manager del Dipartimento. Sono uno dei brutti cattivi che sta facendo le asseverazioni. Dove? Qua in Veneto? No, ovviamente abbiamo il principio di rotazione e mi premeva dire appunto che oltre alla parte pre-asseverazione in cui siamo stati presenti, anche nella parte asseverazione saranno i colleghi della Lombardia che assevereranno questo territorio, ma noi siamo presenti per dare l'aiuto che soprattutto sulle misure più complicate che sono la 1.2 Cloud e la 1.4.1, quella del sito per fare dei servizi al cittadino, possiamo essere utili perché ci sono delle cose che raccomandiamo anche noi per aiutarci in questa fase, vanno attenzionate. Faccio degli esempi un po' pratici, le determine che andiamo a scrivere per gli affidamenti del cloud, magari che riportino quei dati di minima che citava prima Marco, l'elenco dei servizi. Se ti dico che è un aggiornamento, scrivimi subito se è un SaaS o è un PaaS. Questi sono passaggi che aiutano tantissimo noi nel velocizzare, perché i numeri saranno tanti e se c'è qualche dubbio
in più, chiamate l'account manager, chiamate il team e arriviamo ad aiutarci tutti quanti. Un altro esempio sulla 141, prima di mettere a completato e quindi asseverabile la mia misura, ci sono delle app di valutazione che il fornitore conosce. Abbiamo visto casi di pubblicazione di siti ovviamente inasseverabili totalmente, e quindi gli strumenti ci sono, aiutiamoci, facciamo una domanda in più e sicuramente non vogliamo fare i brutti e i cattivi, ma anticipiamo e arriviamo tutti insieme contenti al risultato. C'era qualche altro intervento, perché ho 2 interventi in chat. L'altro neo sono gli incentivi per chi ha le responsabilità. Il legislatore è stato veloce ad attribuire funzioni e responsabilità, ma non ha previsto nulla per incentivare il personale degli enti. Nicola, tu come? Sì. È vero, secondo me bisogna trovare delle risposte all'interno di quel margine stretto che c'è nella contrattazione, cioè cercare di capire lì perché questo sforzo è uno sforzo eccezionale, è una cosa che capita adesso, non ricapita più, e destinare risorse lì, magari dal lato amministrazione, cercare di farlo capire all'amministratore, in modo che ci siano, sarà sempre poca cosa, però è qualcosa, magari un riconoscimento, al di là di quello però sappiamo. Una domanda per PagoPA. Rispetto al tempo posto dal rappresentante di PagoPA e ai dovuti, che sono pochi in molti comuni, i servizi sono stati in concessione, esempio mense scolastiche, gli incassi non li fa il comune ma il concessionario, oppure per la Tari le entrate sono delle società di gestione, qui i comuni hanno affidato il servizio e non transito per il comune. Quindi l'idea è che abbiamo esternalizzato molte di queste attività, di fatto limita un po' il comune. Effettivamente è vero, anche perché i destinatari, diciamo, dei bandi sono appunto solo i comuni e la transazione deve passare sotto il codice tassonomico associato al codice fiscale del comune. Difatti qui era intervenuta anche, insomma, sia una circolare del MEF, sia una normativa ad hoc per le entrate degli enti locali, che prevede appunto che di regola gli enti locali debbano incassare su propri conti correnti, quindi che siano loro effettivamente l'ente creditore, e in questo caso il soggetto terzo, che invece al momento gestisce l'incasso, dovrebbe, diciamo, trasformarsi in intermediario o partner tecnologico. Effettivamente è così, però diciamo, per noi verrebbe anche, come dire, schermato effettivamente l'incasso. Ci sono dei comuni che affidano il servizio a soggetti terzi, non riusciamo ad identificare che quel comune effettivamente incassa quel tributo, perché però sì, è diciamo un dato di fatto, ecco. Va bene. Altre domande? Noi abbiamo esaurito questi 3 argomenti, sapendo che il secondo e il terzo in particolare ci vedrà protagonisti tutti noi nei prossimi mesi, in forma diversa ma sicuramente protagonisti. Paolo, a te il durissimo compito di provare a far sintesi. Sì, allora Paolo Barichello, io sono della direzione ICT Agenda Digitale del Veneto e di fatto io mi occupo del sistema informativo interno alla regione e all'infrastruttura di Regione Veneto, quindi io partecipo un po' meno sul territorio perché il mio core è più l'ente stesso e qualche partecipata. Però quando Luca o Antonino mi invitano, comunque, anche se alcune volte mi devo sostituirli all'ultimo momento, ma in questo caso, come oggi, ho colto volentieri l'invito di Luca di venire ad ascoltare. Infatti sono rimasto in silenzio ascoltando le cose che vi siete detti, perché sono utili anche ovviamente per la mia attività all'interno dell'ente, e comunque sempre frutto di nozioni importanti da acquisire, e trovo molto, molto interessante quello che ci siamo detti. Ovviamente per le conclusioni vi ho ascoltato e riassumerò un po' quello che ho sentito, ma anche porrò delle questioni che possono aprire altre domande che ci possiamo fare. Allora, la prima, io quando era lunedì ero a Vicenza, proprio martedì, per sostituire Luca Idelfo
su un evento particolare, e c'erano due punti che mi avevano preoccupato, era appunto Pago PA, il bando Pago PA e il bando PDND, dove la percentuale era bassa, però mi pare capire che oggi abbiamo detto sì, è bassa perché il bando è ancora aperto, non è chiuso, e quindi c'è tempo per aumentare le percentuali, quindi questo è già un primo aspetto che poi può tranquillizzare, e speriamo che abbia un buon risultato. Invece quello che colgo, che ho detto anche l'altra volta, è che ascoltando cosa si può apprezzare da queste chiamiamole piattaforme abilitanti come appunto Pago PA, come la Pio e via dicendo. C'è un aspetto che riguarda sicuramente intanto una standardizzazione a livello nazionale di certi processi telematici ma anche organizzativi, e poi dall'altro canto anche la possibilità di avere una governance e quindi un benchmarking di raffronto tra tutti noi, e quindi poter avere quindi una visione d'insieme nell'ottica di arrivare a sempre un miglioramento dei servizi. Che altro? Poi relativamente al problema dei dovuti, dove di fatto per ottemperare al bando e quindi recepire il finanziamento succede che partecipo e metto, che ne so, il non specificato. Quindi emerge che non è solo la tecnologia da attivare per soddisfare e quindi avere il rimborso, ma c'è in mezzo di fatto un'organizzazione da andare a cambiare, un processo, cioè non è che devo coinvolgere solo l'IT o l'informatico, ma c'è da coinvolgere la tesoreria, la contabilità. Allora intanto che vi ascoltavo, mi è nata questa domanda: ma i nostri rappresentanti del DTD nel territorio parlano solo con l'IT o anche spesso si trovano di fronte l'IT con il tesoriere o la parte contabile? Non lo so, magari se mi dite, guarda, sempre l'IT purtroppo, oppure effettivamente anche chi si occupa di bilancio o di tesoreria. Provo a rispondere io, sono Laura Aglio, account manager, seguo tutta la provincia di Rovigo e una trentina di comuni della provincia di Padova. Nel mio caso specifico, però è abbastanza diffuso anche per i colleghi, capita che l'RTD sia anche responsabile della ragioneria, quindi queste due figure in qualche modo coincidono. Purtroppo nei piccoli comuni chi segue ovviamente questi bandi non ha molto tempo, mettiamola così, di seguire e di confrontarsi con gli altri colleghi, quindi quello che stiamo facendo è anche di invitarli a confrontarsi, proprio perché è importante, soprattutto sulla misura 143 Pago PA, che appunto ha avuto meno candidature per vari motivi, nel senso che comunque c'era anche fondo innovazione. Stiamo però spingendo proprio a individuare quali sono i dovuti e le tassonomie mancanti, proprio per, grazie anche ad un confronto con gli altri uffici, questo è più facile perché vanno a capire quali sono eventualmente, oltre a quelli già richiesti, quelli che mancano. Però è una cosa che stiamo anche cercando di stimolare noi, perché non è necessariamente, diciamo, una cosa che all'interno dei piccoli comuni è accaduta in questi mesi. Bene, grazie. Poi l'altro aspetto di cui mi sono posto un'altra domanda interiore, diciamo, è soprattutto quando Alberto dice sulla tassonomia perché non è stato preso il SIOPE direttamente e invece sia diventata, tra virgolette, un'altra tassonomia. Dico, ma anche a livello centrale non è che magari una maggior, tra virgolette, coordinamento o una maggior simbiosi possa permettere magari in questi casi di avere un efficientamento e quindi effettivamente adottare magari c'è una risposta sicuramente a questa motivazione, indubbio tecnica, ma a volte succede, e lo dico anche, ne parlavo con Marco l'altro giorno relativamente agli aspetti di migrazione al cloud, dove c'è sia CN e anche DTD in questo percorso. A volte noi abbiamo delle riunioni una volta con la CN e una volta con il DTD e non sembrano, devo essere sincero, allineatissimi, quindi emerge sempre l'importanza che anche il territorio ovviamente si confronti, si allinei nei processi e nelle standardizzazioni, ma pongo la domanda che anche forse centralmente c'è sempre la necessità che ci sia una simbiosi nel poi presentarsi verso il territorio all'unisono, non dare mai la sensazione che uno pensi una cosa rispetto a quello che pensa. Una domanda che voleva fare, no, prima di finire, no. Ah, ok, scusami.
Poi relativamente al cloud, vediamo che ci sono sempre tempi stringenti, il PNR determina una velocità nel realizzare, questo ha un aspetto positivo perché almeno si vuole arrivare a un risultato in tempi brevi, cosa che magari nella PA c'è sempre l'idea che le cose vanno lunghe, ma magari invece forzando si riesce ad arrivare a un risultato veloce. Però dico, provenendo proprio appunto dalla sanità, attenzione che la troppa velocità non possa comportare la frenesia nell'andare, faccio un esempio, nel cloud, portare un sistema di laboratorio nel cloud, quando questo all'interno di un ospedale è fortemente correlato a dispositivi, a biomedicali, anche a sistemi di enti esterni all'ospedale stesso, che non creiamo poi un disagio verso il cittadino, quando invece avevamo lo scopo di creare dei servizi verso il cittadino migliori. Parlo poi del PDND, dove abbiamo visto l'importanza di quello di pubblicare servizi da parte di tutti gli enti nell'ottica del cloud first, dove l'interoperabilità era sempre stata una problematica, e speriamo che con questa azione si superi questa problematica. Io però pongo un altro tema, non è che qui la privacy poi possa creare ostacoli, nel senso che o burocrazia aggiuntiva, nel senso che io faccio un esempio dove di privacy forse ce n'è un po' meno, ma quando parliamo di sanità la privacy ce n'è tanta, non è che per esempio per accedere al DURC, al servizio di DURC, abbiamo dovuto fare una convenzione, per cui abbiamo perso quasi un mese e mezzo per fare la convenzione, e poi in pochi giorni abbiamo potuto accedere al servizio di verifica del DURC. Se andiamo poi a servizi un po' più complicati, se ci mettiamo in mezzo, se la privacy dovesse mettersi in mezzo e burocratizzare, allora attenzione, non vorrei che questo possa diventare un altro ostacolo nell'usufruire di servizi di enti terzi, cioè tra enti e enti, che non ci sia anche questo un ostacolo nel velocizzare il cloud first. E poi, scusa, la domanda sul PND. Più che una domanda è un invito. Allora, secondo me è importante che tu sia qua e ti dico perché. Perché essendo responsabile, diciamo, della parte, diciamo, di back office della Regione, comunque dei servizi interni o che eroga la Regione esternamente, è importante che tu ascolti il territorio, perché ci sono sicuramente delle integrazioni procedurali tra gli enti e la Regione. Mi viene in mente una catastro degli impianti termici, esempio, su cui noi dobbiamo fare i controlli, tu hai l'applicazione che gestisce l'anagrafe e io non ho nessuna interazione con te. Mi viene in mente i dati cartografici, mi viene in mente la parte, diciamo, delle prestazioni sociali e tutto così via. Quindi è importante che il tuo ruolo, anzi, diciamo, soprattutto su quello che è la cooperazione applicativa e soprattutto l'integrazione dei servizi, perché noi parliamo sempre di cooperazione applicativa, in realtà è integrazione dei servizi. Okay? Quindi quando ho dei servizi integrati in cui io faccio una cosa che per di più magari mi hai detto te di fare come regione, okay? Allora è importante assolutamente innescare anche quel meccanismo virtuoso di sinergia, diciamo, digitale, sul processo digitale. Quindi ecco questo, quindi la PDND potrebbe essere un elemento anche qui lato regione, quindi entrambi, comuni e regioni, proprio per efficientare alcuni meccanismi di integrazione dei servizi. Come vedi, ogni volta che mi dicono Paolo vieni anche tu, io non dico mai di no. Il gioco ha funzionato perfettamente, Alberto. Poi, scusate, ho perso il filo, cosa mi ero segnato? Sull'approvvigionamento. Relativamente all'approvvigionamento dicevamo la problematica, cosa volevo fare un'osservazione, sull'approvvigionamento c'è il tema che per il libero mercato, parlava la Gloriana, noi diamo massimo supporto anche alle software house che non sono censite nel nostro elenco pubblicato, diamo il massimo supporto anche alle piccole o grandi nuove software house che vogliono integrarsi con i sistemi. Un warning, noi dobbiamo dare i migliori servizi al cittadino, per cui va benissimo il libero mercato, dare il supporto a tutte le software house
perché anche quella che fa le notizie, che fa le multe può fare anche la notification, ci mancherebbe, però noi ricordiamoci sempre però la qualità, perché se vengono creati servizi ma non hanno una certa qualità, rischiamo poi che il cittadino si disaffezioni ai servizi stessi, per cui butto là qualcosa di sicuramente impossibile, ma non è il caso di, come fatto per il cloud, per il data center, pensare, ma non c'è il tempo, visto anche i tempi stretti del PNRR, non è anche il caso di pensare magari alle certificazioni, a fornitori diciamo certificati che possano, che quindi io posso fare contratti solo con quei contratti relativamente a un determinato bando o azione, solo con quei fornitori che hanno una certificazione rilasciata, non so, PagoPA, da DDT o da ACN. Ah, ci state pensando. Certo. Però faccio sul cloud, cioè se noi facciamo un contratto con chi non è certificato, non è nel marketplace di Agit, il contratto è nullo. È vero, va bene certificare ma lasciamo anche aperti, io però sposerei invece che lasciamola pure chiusa, cioè se devo dare il massimo dei servizi al mio cittadino vado solo sui certificati, poi c'è di mezzo altri aspetti che ovviamente, io da tecnico direi questo, però poi ci sono aspetti politici o di altro tipo. No, dicevo sempre sull'approvvigionamento, dicevamo il reclutamento sia interno all'ente, però io ho sposto anche la visione sul privato. Io colgo due strade quando mi confronto con i fornitori privati. Una prima strada che è quello che il PNRR in qualche modo comincia o ha già fatto a drogare un po' il fornitore, quello che il fornitore offre, cioè cominciamo a vedere contratti un po' non gonfiati ma un po' sì, no? Dall'altro canto vedo invece delle convenzioni o delle gare Consip dove il costo a giornata è praticamente irrisorio, per cui troviamo dei contratti che hanno dei valori enormi ma poi il costo a giornata è bassissimo, per cui sono migliaia di giornate per fare una certa attività. Quindi noi come amministrazione siamo a volte, devo essere sincero, in situazioni non proprio facili da gestire, perché troviamo, ripeto, dei costi a giornata bassissimi che sono proprio a livello, penso, tutti da junior, in realtà sono profili di senior, e quindi ci troviamo in questi due aspetti su cui dobbiamo essere molto ligi e attenti. Ecco, questo volevo dire. Basta, poi c'è l'asseverazione, ma non avevo altre osservazioni particolari. Grazie quindi anche a Paolo Barichello che ha un ruolo importantissimo in Regione e non solo per Regione ma anche per il territorio, come sapete bene. Quindi nel ringraziarvi tutti per questa giornata, ringraziamo in primis chi è collegato con noi e che ha seguito, se non in presenza, questo evento via streaming e sicuramente ha potuto ascoltare e capire che le sfide che ci attendono non sono banali, ma come è emerso anche dalla tavola rotonda sono sfide che se stiamo assieme riusciremo a superarle. Ringrazio in particolare il Comune di Padova che ha contribuito veramente all'organizzazione di questo evento, l'assessore è ancora qui, quindi non solo ha contribuito ma ha anche ascoltato, quindi la ringraziamo perché non è così comune. Il Dipartimento, tutto lo staff del Dipartimento, tutto lo staff di PagoPA, ringraziamo le autorità urbane, i SAD, gli RTD, Nicola che come ha detto prima è stato incastrato, nel senso buono del termine, in questa attività, anche ANCI che ci ha raggiunto. Siamo in mezzo, l'abbiamo detto probabilmente, forse è stata una delle mie battute di maggio scorso quando abbiamo fatto i primi seminari informativi sul PNR e io poi mi divertivo, guardavo che c'era gente che si collegava da Palermo, da Milano, cioè in Veneto giustamente eravamo i primi, quindi non è uno sprint, è una maratona, dobbiamo prepararci a questa maratona. Sarà di 3 anni e mezzo, 4, dobbiamo attrezzarci bene, però se siamo ben allenati come siamo ben allenati, perché negli anni scorsi ci siamo allenati Nicola, tutti noi seppur magari con ruoli diversi, potremo portare a casa questo risultato. Quindi grazie ancora e ringrazio, ultimo ma non per meno importanza, tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questo evento di oggi, Antonino in primis che come sapete è l'anima pensante e non solo della Regione Veneto per quanto riguarda il territorio,
Federica, Ilenia e persone che poi vi seguono tutti i giorni come Maristella e Stefano De Colle, che tutti i giorni provano con le nostre piattaforme abilitanti a farvi fare un salto, Nicola Freddo che ha seguito operativamente. Grazie a tutti, perché senza di loro questo evento non l'avremmo mai realizzato. Grazie e buon pranzo.